Sardinia Tourism Call to Action, 4 incontri formativi dedicati agli operatori, alle istituzioni e ai professionisti del turismo per sviluppare competenze su comunicazione, analisi dei dati, innovazione e vendita. Iscriviti su geasa.it all'incontro del 30 novembre sul tema Come innovare, promosso da Assessorato regionale del turismo e Aeroporto di Olbia. Eccoci di nuovo in diretta, buonasera a tutti, grazie per essere ancora con noi. Sono in compagnia del professor Fancello e diciamo dietro di noi il professor David Jarak, un caro amico, persona che ci segue nel call to action ormai da svariati anni, persona preziosa che ci dà sempre dei trend importanti, persona che anche a livello di ATRI, quindi Associazione Travel Retail e Assa Aeroporti, ci ha sempre dato un grande contributo in termini di visione prospettica. Oggi siamo qua a parlare di innovazione. Prima di dare la parola a te, David, volevo solo che Gianfranco ricordasse l'appuntamento di questo pomeriggio. Sì, più tardi lo dico per chi è collegato online, per i ragazzi che sono qui presenti in sala, avremo poi il premio che è l'Innovation Hour Sardinia Tourism Call to Action, dove premiamo 4 start-up innovative su 4 temi diversi, quindi sarà anche un modo per chi è collegato online e per chi sarà in presenza per capire un po' la storia di queste start-up, come hanno iniziato, qual è stato il loro percorso, e ci aiuterà in questo la professoressa Cabiddu dell'Università di Cagliari, quindi appuntamento a più tardi. E allora, bando alle ciance, la parola al professor Jarak. Bene, grazie, buon pomeriggio, grazie all'amico Lucio Murru per la sua introduzione, è sempre un piacere essere con voi in questa splendida isola. Oggi con Lucio Murru abbiamo condiviso l'idea di presentarvi un outlook per quanto riguarda il 2023. Voi sapete che quando si avvicina Natale siete sempre bombardati di outlook, spesso con decine o centinaia di slide, e allora coerentemente con quello che fa tipicamente la mia struttura abbiamo cercato di essere molto più sintetici, quindi 7 trend e 7 fotografie. Non c'è testo, c'è naturalmente qualcosa su cui io costruisco uno storytelling che vorrei condividere con voi. Quindi chiaramente quando noi ci proiettiamo al futuro implicitamente stiamo parlando del tema dell'innovazione, perché il futuro deve sempre portarci a sviluppare. Se noi non innoviamo evidentemente siamo fermi nella realtà. Il turismo chiaramente è una componente essenziale dell'economia isolana, evidentemente portare innovazione probabilmente può essere un boost importante per attrarre maggiore redditività. Ecco, la premessa scherzosa è che vedrete adesso 7 immagini di noti film. Ancora una volta, poiché la presentazione è stata costruita da 2 miei analyst, in realtà vedrete molti volti maschili, solo un volto femminile. Questo non è molto da inclusion, detto in termini diciamo di attualità, ma questo è a parte gli scherzi. Io partirei subito con il primo. Allora, che vedete ci fa riflettere sul tema delle onde sismiche. Quante onde sismiche il turismo ha vissuto negli ultimi tempi? Proviamo a fare insieme un pochettino di memoria di quello che è avvenuto negli ultimi anni. Il tema della security, di come in realtà il nostro mondo era cambiato per le varie minacce terroristiche di cui ci siamo apparentemente dimenticati. Mi permetto di ricordare solo che cosa è successo qualche giorno fa a Bruxelles dopo la vittoria di una partita di calcio e la città messa a ferro e fuoco nuovamente da situazioni che evidentemente sono certamente di security. Abbiamo vissuto, detto in linguaggio scherzoso, carestie, pestilenze, pandemie, qualcosa che evidentemente ha scioccato l'industria del turismo. Non c'era mai stato un drop per quanto riguardava il turismo, sia leisure sia di affari, così marcato come quello della pandemia. La buona notizia è che la situazione è in grande ripresa, adesso vi darò anche dei numeri per quantificare quello di cui sto dicendo. Poi, signori, la guerra. Anche in questo caso le passate evidenze ci segnalano che tutte le guerre, a partire da guerre tra virgolette velate inizialmente quali l'11 settembre in poi, avevano sempre previsto un forte drop
top di situazioni di viaggio. Anche in questo caso, se posso dire, nell'ultimo anno abbiamo assistito a una grandissima resilienza per quanto riguarda la risposta al movimento bellico, che è stata sostanzialmente molto annacquata per quello che riguarda i paesi occidentali e in quanto che riguarda i movimenti. Però guardiamo anche a quello che è il futuro, quindi altri temi, altre onde sismiche, vero tema su cui tutti dibattono, l'inflazione. L'inflazione non solo erode il potere d'acquisto, ma erode anche il turismo potenzialmente, perché le persone con meno disponibilità di spesa potrebbero tagliare delle situazioni di natura voluttuaria, quindi sicuramente questa è una minaccia in primis per le compagnie aeree, poi vi esplicherò perché. E poi evidentemente la carenza di materie prime, che ancora una volta leggevo questa mattina, consiglio a tutti sempre una buona lettura, The World in 2023 dell'Economist, che fa un outlook per l'anno a venire. Loro hanno una stima su cui io non concordo per quanto riguarda il GDP dell'Italia del 2023, meno 1,3%, io non concordo su questo dato, ma quello che dicevano è il dato è fortemente impattato dallo shortage energetico del gas in primo luogo, che può portare a riduzioni, a contrazioni, a razionamenti. Ripeto, mi sembra una visione un po' anglosassone, poco realistica rispetto allo scenario attuale, però ancora una volta anche lo shortage delle materie prime è sul tavolo. Dall'altra parte, già menzionavo una parola magica di cui molti soloni si riempiono la bocca in realtà, la parola della resilienza. È vero, abbiamo imparato a essere resilienti rispetto a difficoltà che qualche tempo fa soltanto avrebbero portato a uscita di molti operatori da moltissime industrie. C'è un tema del recupero, la mia struttura professionale si occupa prevalentemente di business travel. Tanto per darvi un'idea, negli Stati Uniti il recupero per quanto riguarda il business travel è già cosa acclarata per l'anno in corso, addirittura siamo già sopra al 2019. Evidentemente in Asia questo non avviene, Covid, in primo luogo la Cina è ancora chiusa, il Giappone ha aperto 7 giorni fa e con grande scelta di tempo una nota compagnia aerea ha aperto il volo giusto il giorno dopo alla riapertura e così si sono trovati praticamente le frontiere quasi chiuse. In senso lato il recupero in Europa siamo ancora per quanto riguarda il business travel al 60% e per quanto riguarda il turismo leisure intorno all'80%. Continuerà questo recupero nel 2023. Ecco, io dico sempre che si possono guardare le onde sismiche come una minaccia, ma anche come un'opportunità. Quindi da sempre si può cogliere qualche opportunità. Mercati chiusi spingono traffico evidentemente in mercati più ricettivi. L'abbiamo imparato a suo tempo, l'avete imparato per quanto riguardava la Sardegna, la minaccia terroristica di security aveva portato più traffico in Sardegna. Sicuramente la svalutazione dell'euro continuerà a essere un'opportunità per quello che riguarda il 2023. Se voi parlate con i principali operatori aeroportuali internazionali, ma penso Lucio Muru possa confermarmelo, quest'anno la spesa degli statunitensi in Italia per quello che riguarda il travel retail è cresciuta a doppia cifra. La motivazione è molto evidente, l'euro si è svalutato sul dollaro del 20%, quindi hanno avuto molta più facilità ad accedere a prodotti, a beni di lusso, in realtà abbastanza complementando e offsettando l'assenza di convitati di pietra che si chiamano cinesi e si chiamano per qualche anno a venire penso russi e ucraini. Ancora tutto il tema del well-being che risulta essere sempre più importante per quello che riguarda anche il 2023, work-life balance, la condizione di equilibrio sostanzialmente che il turismo naturalmente sprigiona per il benessere del cittadino. E poi ancora si parla tanto di revenge travel, quest'anno il traffico turistico ha rimbalzato del 60% rispetto all'anno precedente, quindi si dice le persone dopo 2 anni effettivamente chiuse in casa in pandemia, oltre a non aver viaggiato e comprato magari beni di investimento, hanno finalmente avuto di nuovo le porte aperte e hanno cominciato a viaggiare. Continuerà questo trend nel 2023? Assolutamente sì. Per il 2023 a seconda delle prospettive si parla di un'increscita ulteriore tra il 30 e il 35%, leggete i dati rilasciati da BIT non più tardi di ieri che parlano per l'Italia di un fattore di crescita del 30% l'anno prossimo, quindi insomma buone notizie. Voglio dire, in tutto questo come al solito il mio suggerimento è pianificare le azioni, non vivere solo alla giornata, perché queste situazioni come possono prefigurarsi allo stesso tempo possono scomparire perché rappresentano quello che in statistica si chiama una variabile erratica, più o meno consolidata ma sempre erratica.
La pianificazione evidentemente secondo me è alla base dell'innovazione, quindi una visione che necessariamente porta e traghetta su un tempo più lungo di una sola stagione permette di consolidare i flussi, e qui riapriremo i famosi temi vecchi come il sesso degli angeli in Sardegna, che fanno riferimento alla destagionalizzazione, alla pianificazione delle strutture. Poi vi lancerò ulteriori stimoli su questo a breve. Digital influence, vedete, vi avevo detto, tutti i maschietti bruttini che vedete essere ripresi nelle fotografie. Vedo le signore che si stanno lustrando gli occhi con le figure maschili proposte. Allora, io personalmente tendo anche un pochettino in università a dire: ma ancora c'è qualcuno che parla di attività offline e online? Ancora il digital è un canale separato? Ormai il digital nel 2023 è totalmente embedded, quindi totalmente fuso all'interno della prospettiva di impresa. È un non tema parlare di digitale in maniera separata, è un tema vedere come si possa sviluppare. Ecco, paradossalmente, secondo me, uno dei grandi temi è quello quindi di vivere il digital in una sensazione, diciamo, olistica, quindi molto più integrata e allargata col mondo offline. Come? Sviluppando un journey sempre più integrato a livello digitale. Che cosa significa? Parliamo previaggio, canale web e canale social. Se Twitter sopravvive a seconda di quello che decide Elon Musk o meno, potrebbe esserci ancora un senso di social media. Ecco, tipicamente mi permetto di ricordare come le review in realtà oggi guidino molto la scelta dei viaggiatori, o influenzino o per certi casi distorcano anche le scelte dei viaggiatori nel loro momento d'acquisto. Il tema durante il viaggio, quindi tutto il tema dell'interconnessione digitale di servizio, che si può implementare in svariati casi, da un'assistenza real time online. Andate a vedere banalmente che cosa è successo. Frontier Airlines negli Stati Uniti, compagnia aerea low cost, 2 giorni fa ha deciso di chiudere il suo customer service telefonico. Non risponde più nessuno al telefono, tutta l'interazione di assistenza è tutta digitale su canale social. Eccolo qua, quindi durante il viaggio se hai problemi accedi, però devo essere ancora più prosaico, utilizziamo magari gli smartphone per accedere alle camere di albergo, per prenotare i ristoranti, per prenotare anche evidentemente quello che riguarda per esempio la ristorazione direttamente in camera. E poi qualcosa che ancora oggi viene fatto molto poco nell'hotellerie, il post shopping, che sta diventando un tema molto chiaro nel retailing. Nell'hotellerie è ancora poco innovativo, vale a dire è un'evoluzione di quello che un tempo in marketing si chiamava il CRM, quindi rincorrere il cliente, inseguire il cliente dopo evidentemente il processo di consumo, perché un cliente soddisfatto è un cliente fedele, ma non possiamo aspettare che la fedeltà sia una fedeltà coatta, legata, dicevo prima, a una rendita di posizione. Inseguiamolo, parliamolo, magari stimoliamo magari un suo acquisto anticipato con una serie di promozioni. Perché non utilizzare anche il canale delle instant promotion, per esempio, sempre sul mondo web? E quindi tutta una serie di soluzioni che secondo noi possono essere particolarmente efficaci nel mondo digitale, ammesso e non concesso che si parla ormai di influenza digitale, non si parla del tema digitale di per sé, che, torno a ripetere ancora una volta, secondo me è un po' anziano. Ecco, terzo tema. Avrete letto sui giornali, anche in questo caso si sono scatenati soloni che scrivono o abusano dei canali social dicendo: sono finiti i voli low cost. Ma allora io partirei dalla parola low cost, su cui c'è ancora una volta una grandissima ignoranza. Low cost vuol dire che questa azienda ha dei costi bassi di produzione. Non è un segreto che a marzo l'edging di Ryanair, con cui è coperta $82 al barile, vada a scadere. Che cosa succederà dopo? Evidentemente potrà esserci una rinegoziazione, quindi anche, per dire, il primo operatore low cost in Europa potrebbe sperimentare dei costi più alti. Aumentano tutti i costi energetici, evidentemente questo è fisiologico. Questo non vuol dire la fine del modello low cost, o forse vuol dire che fino a qualche tempo fa tutti ci eravamo ammalati di low costismo, quindi in un ambiente
a inflazione zero o prossima allo zero, il messaggio era molto chiaro: trovi sempre una soluzione a basso prezzo a cui puoi attingere e da cui puoi trarre soddisfazione. Non sarà più così, ma attenzione, non facciamo confusione tra il low cost e i modelli di revenue management, che come sapete sono applicati nelle compagnie aeree ma in tutte in realtà le infrastrutture turistiche. Risultato: non ci saranno magari più le offerte di viaggio a 1,99 €, su cui come sempre la domanda era: ma chi pagava il delta fino alla tariffa media di 40 €? E come al solito la risposta sono i contributi di marketing dati da vari soggetti, ma certamente ci sarà probabilmente un revenue management più equilibrato, in cui la taglia media del prezzo fisiologicamente tenderà a salire, perché bisogna far recuperare agli operatori, ecco, i costi sperimentati. Ecco, una piccola critica agli operatori turistici: andate a vedere che cosa succede in alcune grandi città italiane, faccio alcuni esempi: Roma in prima istanza o Milano. Ci sono dei costi dell'hotellerie che improvvisamente sono cresciuti del 35-40% rispetto all'anno scorso. Ecco, aumentare i costi per l'energia non vuol dire fare pagare ai propri clienti i 2 anni della pandemia. Questo è un altro discorso. Questo vuol dire uccidere il proprio mercato, perché evidentemente diventa troppo costoso accedere a quei servizi e probabilmente si riduce il mercato. Una piccola chiosa, tra l'altro, parlavo prima di aeroporti. Attenzione, gli aeroporti, soggetti ancora in elevata maggioranza a capitale pubblico, stanno riducendo i contributi alle compagnie aeree, o forse non li stanno aumentando come le compagnie aeree vorrebbero, e guarda caso alcune compagnie aeree stanno tagliando i voli. Se guardate l'operativo invernale in numerosi aeroporti italiani dove un noto vettore irlandese la fa da padrone, vedrete un calo medio del 30-40% rispetto all'anno precedente. Questo si spiega non certamente con un calo della domanda, ma con un calo evidentemente dell'incentivo attribuito al vettore. 3 paroline magiche: safe, secure and ESG. Bene, la sicurezza. Allora, sapete che in inglese la parola sicurezza italiana è tradotta in 2 modi che hanno dei significati diversi. Safety fa evidentemente riferimento al tema della sicurezza sanitaria, security fa riferimento al tema della sicurezza personale. Allora, anche in questo caso riflettete come il Covid abbia cambiato strutturalmente abitudini di fruizione dell'offerta turistica. Ancora oggi, per esempio, probabilmente lontani dai picchi emergenziali pandemici, in prospettiva per quanto riguarda le prenotazioni dell'anno a venire, abbiamo ancora parecchi turisti che scelgono magari soluzioni abitative, intendo ville piuttosto che case, evidentemente più decentrate rispetto ai luoghi, oppure prediligono stare in casa piuttosto che agli hotel perché sono spaventati della commistione con le altre persone, proprio di natura proprio sanitaria. Ecco, primo tema evidentemente, quindi un albergo che voglia innovare deve sicuramente innovare sulla frontiera di quelli che sono i protocolli sanitari, comunicandoli in maniera chiara, rassicurando, tranquillizzando il cliente che tutto è fatto nel migliore dei modi. Il tema della security. Bene, io facevo prima la provocazione di quello che è successo a Bruxelles dopo la partita Belgio-Marocco, che veramente mi ha sconcertato da spettatore televisivo, se non fosse altro che conosco abbastanza bene la città di Bruxelles per dire che è semplicemente abbastanza normale. Il clima di tensione che si respira in quella città è facilmente esacerbabile da qualche situazione. Voi siete sicuri che non ci sia più rischio di attentati terroristici, sia stato così sterilizzato? Io me lo auguro, però voglio dire, attenzione che qualcuno se l'è dimenticato. E allora procedure di controlli, di sicurezza, di tutela, in quello che nel business style si chiama di duty of care, quindi di tutela evidentemente del proprio viaggiatore turista all'interno della struttura di governance di afferenza, evidentemente ancora una volta può essere un fattore, sarà un fattore ricercato evidentemente anche nel 2023. E poi il tema ESG.
Allora, voi sapete che ESG in realtà a sua volta è un acronimo di environmental, tutti attribuiscono alla parola ESG un sinonimo del tema del green, ma è errato. In realtà questa è solo la prima lettera, quella appunto della environmental, poi c'è il tema social, il che fa riferimento al tema della gestione della diversity e dell'inclusion, quindi dell'inclusione all'interno dell'impresa, altri temi importanti, chiaramente per l'impresa, ma anche vissuti dalla singola persona, e poi vi faccio degli esempi, e poi c'è il tema della governance che pone a regime queste situazioni. Concentriamoci sul tema della E. Allora, quante volte gli alberghi comunicano ex ante ai propri passeggeri, turisti, l'utilizzo di determinati criteri environmental per quanto riguarda la riduzione del consumo d'acqua, piuttosto che evidentemente l'utilizzo di, che ne so, detergenti o altri prodotti di natura bio o così via? Non lo comunicano. Anche questo può essere un fattore di innovazione. Comunichiamolo, perché guardate, nel nord Europa sono 15 anni avanti rispetto a noi, ma 2 anni fa un piccolo fondo di investimento che si chiama BlackRock, che è il primo fondo mondiale, ha detto chiaramente: care imprese, se volete che io investa nelle vostre quote azionarie, mi dovete dimostrare di essere ESG, altrimenti io non investo su di voi. Quindi, ripeto, è una tendenza molto chiara, l'Italia è paurosamente indietro, la provocazione è che c'è molto greenwashing ancora. Io faccio questo esempio, naturalmente non faccio il nome, tanto più che siamo in diretta, di una nota compagnia aerea, la quale afferma sempre di fare molti voli con carburante SAF, quindi Sustainable Aviation Fuel, quindi carburante diciamo sostenibile dal punto di vista ecologico, che non vuol dire 100% bio, vuol dire kerosene addizionato di componenti bio. Bene, se poi vai a grattare il fondo scopri che questa compagnia aerea fa ben il 3% dei suoi voli annui con carburante SAF. Allora, attenzione, questo è veramente quello che Greta Thunberg chiama, non a caso, greenwashing. Ecco, a me succede molte volte di andare magari da viaggiatore in qualche albergo e scoprire solo ex post le procedure, diciamo, di natura environmental. Per esempio, non riutilizzare su base giornaliera nuovi asciugamani, ma cerca di utilizzarne per più giornate, o getta a terra solo quando ritieni che questo asciugamano non debba più essere utilizzato. Tutte situazioni che vengono imparate ex post. Raramente ci vengono comunicate ex ante. Questo è un tema di straordinaria differenziazione a livello di innovazione, avere la possibilità sostanzialmente di elaborare un fattore attrattivo per una clientela differenziale. Parlavo l'altro giorno con un mio caro amico che si chiama Pierpaolo Palmieri, che forse il nome dice poco a voi, come nome e cognome dice più se dico l'azienda di cui è proprietario, P-Quadro, ecco, e forse è più evocativa. Lui mi diceva: ma non stento a credere, io gli parlavo, abbiamo condotto recentemente una indagine per quello che riguarda l'applicazione dei modelli ESG nelle imprese, emergeva che per esempio il fashion era il settore in cui ESG era più sviluppato. Cioè, non mi sorprende, perché noi dobbiamo parlare ai giovani, ai millennial, ma alla generazione Z, che nasce intrisa di questi fattori. Mi diceva mia figlia che a 8 anni io ho buttato una cicca per terra, ma ha fatto un cazziatone pauroso dicendo: papà, ma cosa hai fatto? Hai inquinato la strada? Dice: sono rimasto sconcertato, ma le nuove generazioni vogliono sentire questo. Può essere un fattore di attrazione per le nuove generazioni l'ESG, in particolare la rete E? Certo. Allora, evidentemente questo però richiede quello che dicevo prima, pianificazione di attività. Si va sempre più verso la net zero policy, quindi strutture che siano sostanzialmente a emissioni zero. Anche questo richiede degli investimenti, però questi investimenti possono portare evidentemente a una differenziazione. Ricordo a tutti, tra l'altro, che la clientela è disposta a pagare mediamente tra il 7 e il 10% di premio di prezzo per un prodotto green rispetto a un prodotto tradizionale. Quindi se io investo su quel fronte, anche nel mondo del turismo, probabilmente qualcuno è disposto a pagarmi. Ancora una volta, ça va sans dire, non esiste il comunismo di marketing, esistono segmenti, ci sono dei segmenti che sono evidentemente più attratti da questa formula. Torno a ripetere, i giovani sono sicuramente intrisi di questi valori ESG di riferimento. E poi l'unica donna presente nelle fotografie, questa parola magica che
L'unica che lavora, non lo so. Allora, sostanzialmente parliamo di workation. Allora, il workation si può chiamare in tanti modi. Andate a vedere il Corriere della Sera di 2 giorni fa, in cui si parlava sostanzialmente di un manager italiano che si è trasferito a vivere, mi sembra, alle Barbados o alle Bahamas, non ricordo bene, comunque nella zona caraibica, e lui sostanzialmente fa tutto smart working. Allora, mi verrebbe da dire che questa è una straordinaria opportunità per un'isola che beneficia dello splendido tempo e di un clima mite tutto l'anno, perché oramai oggi le nuove tecnologie permettono alle persone di lavorare molto da remoto. Andate a vedere che cosa ha deciso TIM, semplicemente Telecom, 2 giorni fa, in cui ha deciso che oramai da 2 a 3 giorni la settimana si sta a casa in smart working e non si va in ufficio. Non è più un tema quasi di volontarietà, ma quasi di obbligatorietà, anche perché risparmio le utenze, i costi, riscaldamento, raffreddamento delle infrastrutture. Queste sono grandissime opportunità. Torno a ripetere, le Barbados possono essere la Sardegna. È questo un modo per fare destagionalizzazione? Ragionevolmente sì. Ancora una volta, questo può richiedere dei minimi investimenti. Parliamo tanto di PNRR di riferimento a livello infrastrutturale per la connessione, per chiudere quello che ancora oggi si chiama il digital divide, che ancora in alcune aree del paese è molto evidente, per permettere alle persone di lavorare. Ancora una volta sta cambiando strutturalmente il modello di governance del lavoro, non c'è più il concetto del managerialato padronale che deve vedere tutti i giorni che i propri impiegati sono in ufficio e devono timbrare il cartellino al minuto, si lavora sempre più per obiettivi e quindi quegli obiettivi tu li puoi svolgere all'interno di un orizzonte temporale definito evidentemente da chi coordina l'impresa, ma in luoghi vari effettivamente. Questo è un cambiamento importante che verrà ancora più esacerbato nel 2023. Torno a ripetere, molte imprese effettivamente stanno facendo questo. Se voi andate a vedere la piazza di Milano in cui io vivo, allora i prezzi del real estate lo dicono di per sé. Il residenziale, quindi il B2C, quindi noi, continua ad aumentare in logica di prezzo al metro quadro, ma gli uffici continuano a scendere. Per quale motivo? Perché si stanno liberando sempre più uffici, perché anche le famosi 3 torri di City Life a Milano purtroppo oramai dentro sono mezze vuote, ahimè, perché quelle persone oramai strutturalmente lavorano in smart working. E attenzione, torno a ripetere, è un gioco vinci-vinci, in cui l'azienda risparmia costi, il dipendente non deve avere tragitti casa-lavoro-casa, ne beneficia in logica di well-being. Evidentemente stare a casa a Milano o stare nella bellissima Sardegna a livello di controllo digitale è assolutamente indifferente, a livello di qualità della vita probabilmente ne beneficiate voi. Ancora, avete letto di che cosa ci sta dicendo Zuckerberg? Guardavo prima le quotazioni di Meta, ex Facebook, dall'inizio dell'anno, fa meno 66% in borsa. La brutta notizia è che gran parte delle azioni della tecnologia sono oscillate tra un meno 50 e un meno 70. Vedevo solo con l'eccezione di EA, quindi Electronic Arts, videogiochi, che è stabile, meno 0,7% dall'inizio dell'anno. Ecco, il dato interessante è che Facebook si chiama Meta perché Zuckerberg ha puntato tutto sul metaverso. Avete letto che cosa vi stanno dicendo? Ecco, questa è una tendenza ed è un grandissimo punto interrogativo, perché molte persone ancora nel 2022 dicevano: ma attenzione, i viaggi presto saranno cannibalizzati dal metaverso, forse non tanto per la componente leisure, sicuramente qualcuno diceva per la componente business. Le nostre ricerche di 18 febbraio in realtà parlavano di una possibile cannibalizzazione non della resilienza del contatto umano, che è fondamentale per concludere per esempio business, quanto di un metaverso che poteva cannibalizzare in un certo senso le varie Teams, Webex, Zoom e quindi portare una nuova modalità di fruizione. Tema vero è che ci stanno dicendo che forse il metaverso non parte. Ecco, nel 2023 il metaverso non è un tema di riferimento. Vero è che negli Stati Uniti
tutte le principali riviste manageriali sono intrise di articoli sul metaverso, addirittura tutti ne parlano ma non si era ancora sviluppato. Ricordo a tutti che c'è anche un altro convitato di pietra quando si parla di metaverso, che sono le criptovalute. Avete visto che cosa è successo ultimamente alle varie criptovalute, a quello tutto che sono i non fungible tokens? Allora, erano un cambiamento strutturale o forse una moda speculativa che probabilmente con rialzo dei tassi è fisiologicamente in difficoltà? Non lo so. Nel 2023 il metaverso non è un tema di riferimento, sicuramente non lo sarà. Il grande punto interrogativo è se Zuckerberg sceglierà di metterci ulteriori 3 miliardi di dollari, come ci ha già messo, su questo metaverso per sviluppare, laddove forse guardo le persone con qualche capello bianco come me, se vi ricorderete 8-10 anni fa c'era già stato Second Life, che era stato sostanzialmente un social network ancora col concetto degli avatar, come si dice in inglese, o avatar in italiano, effettivamente, che era in realtà si era frantumato qualche anno dopo, poco tempo dopo il suo lancio. Ecco, è una sfida quella del metaverso, è una sfida persa per il 2023. La resilienza del contatto umano continua a esserci, lo vediamo chiaramente sul business travel, laddove c'è stato tuttavia un po' di cannibalizzazione delle videoconferenze, noi la concretizziamo tra il 20 e il 25% dell'antepandemia. Nel leisure la cannibalizzazione delle videoconferenze non c'è, anzi vi dicevo prima, il boost di crescita continuerà a esserci, questo revenge travel, in americano si parla di pent up demand, quindi sostanzialmente di ritorno di domanda legata a fattori di altra natura. E ultimo, effettivamente, come vedete, ancora una volta, insomma, giubbotti antiproiettile sostanzialmente per difendersi da quelle ondate sismiche da cui ero partito. Allora, la provocazione sono, certo, pianificare per destagionalizzare. Guardate, io tutte le volte che vengo in Sardegna vedo un potenziale enorme di turismo, veramente i modelli, ne abbiamo parlato tante volte con Lucio Moro, il confronto banalmente con le Baleari è molto evidente, le attività sportive che possono essere portate a casa tutto l'anno, bisogna pianificare, bisogna uscire dalla rendita di posizione, perché le rendite di posizione possono essere smantellate molto rapidamente. Classico esempio di BlackBerry, che aveva il 40% di quota di mercato, in 3 anni è fallita. Ancora una volta. E poi altri due termini, il rise to quality. L'esempio turistico: a Roma sono stati aperti molti nuovi hotel 5 stelle e questo ha permesso di attrarre la clientela americana alto spendente che guarda quello. Voi avete degli splendidi hotel, valorizzateli, ma cercate di alzare la dimensione media delle camere e alzare anche la qualità, quindi un rise to quality e in ultima istanza un rise to service, quindi un servizio sempre più, dicevamo, integrato, sempre più omnichannel, sempre più digitale, che possa fare evidentemente la differenza. Io vedo a video che ho esattamente traghettato il tempo dedicato, vedo meno 4 secondi, quindi sono stato perfettamente in tempo. Signori, è stato un piacere stare con voi oggi pomeriggio, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata. Ringraziamo il professor David Jarak per la grande ed esaustiva che io cerco di riconoscere i film, un paio me ne mancano, per un paio devo ancora capire, ti chiederò, sono troppo, no, che è troppo giovane. E poi abbiamo scoperto perché si chiama P quadro, perché la doppia P iniziale, no, non per... Due fratelli. Ah, bene, allora io siccome Pierpaolo Palmieri, immaginavo PP, esatto, P quadro. Grazie David. Passiamo ora a invece, devo dire, un po' di conflitto di interesse perché è un amico storico e quindi un legame d'affetto forte con lui e posso definire una delle persone che conosce meglio il mercato delle imprese e delle aziende in Sardegna. Insomma, è tante cose, ma qui è le aziende più innovative che c'è in questo momento. Sanos, il nome ci racconta e dice molto sulla capacità che l'azienda ha nel appunto cercare di essere sempre presenti sul mercato. Ci parlerà di startup, no? Oppure perché il titolo della relazione è errori da evitare nella
Ok, lo stesso di Antonio Solinas, quindi adesso ci siamo appena quindi vi mettete raccordati. d'accordo, prego. Grazie Gianfranco, buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti. È strano, no? In cattedra, non essendo professore dopo tanti professori, ma il professor Usai mi perdonerà. Da praticamente tantissimi anni ho aderito al comitato No Slide, perché detesto che le persone quando parlo guardino un muro o un telo, e quindi vorrei che guardassero me e interagissero con me nel mentre delle questioni di cui si parla. E peraltro, a differenza di tutti quelli che mi hanno preceduto, cara Maria Grazia, senza cravatta, noterai, no? Quindi, e in più neanche un tablet per gli appunti, ma carta, direbbe insopportabile Indome Ferreri, Schirronellin, no? Dunque, il tema che mi è stato assegnato è particolare, gli errori delle start-up. Tutti gli appunti che ho preso, più che sul mio tema, sono sui contenuti di chi mi ha preceduto. Alcuni spunti rilevanti li devo dire subito, poi mi taccio su chi mi ha preceduto e condivido i temi. Io non parlerei più di resilienza. Esorterei a riflettere su suggerimento di chi è più colto di me sull'antifragilità, quindi sulla capacità non tanto di assumere, se volete, resistere a un colpo e poter continuare ad andare avanti, quantomeno di avere la capacità invece di, assorbito il colpo, di assumere la forma diversa che il mercato richiede, una forma nuova, quindi una capacità di adattamento superiore. Questo era il tema che è tornato di più. Allora, errori da evitare per le start-up. Nel mondo ci sono diversi generi di mercato di start-up. Scusate, la mia azienda, come diceva Gianfranco, è un venture builder. Noi siamo uno start-up studio, noi siamo un'azienda che fa aziende. La differenza rispetto agli altri che ci sono nel mercato è che per parte, avendo un centro di ricerca dedicato interno, sviluppiamo i nostri stessi prodotti, quindi prima di tutto il nostro lavoro è per noi stessi, e poi aiutiamo anche giovani o meno, start-up o scale-up, a mettersi nel mercato, e lo facciamo oggettivamente da una buona quantità di anni. Il mercato delle start-up, i vari mercati delle start-up hanno già subito almeno 2 o 3 fasi di vita e sono cambiati radicalmente, quindi prima ancora che errori che devono evitare le start-up, secondo me ci sono dei passaggi che vengono prima della startup stessa, che riguardano gli ecosistemi o che riguardano, se volete, i brodi territoriali in cui si cercano di far nascere le nuove imprese. Prendete, per citarne 2, uno è stato citato stamattina, no? Quello della Bay Valley, la Silicon Valley. Sostanzialmente pensate al grande paradosso in meno di 20 anni, quando sono nate dicevano piccolo e bello, no? Piccolo e bello, l'azienda è veloce, fai da solo, fai veloce, vai nel garage, no? Adesso gli stessi che dicevano piccolo e bello, guardo te, ma non l'hai detto tu, l'ha detto un collega che era seduto vicino a te che ha il nome uguale al mio. Adesso gli stessi che dicevano piccolo e bello dicono grande e bello, ma semplicemente perché hanno un problema con l'antitrust. Parlo di Facebook, parlo di Google, ok? Quindi già pensate a come cambiano gli ecosistemi nel mondo. A parte gli Stati Uniti, c'è Israele, c'è Cile forse, che sono 2 esempi abbastanza intelligenti di startup nation, per intenderci, ma non nel senso di città startup come è stato detto stamattina, che sono film completamente differenti. In Italia è il più grande mercato al mondo della creatività e della genialità, e questo tutto sommato è abbastanza indiscusso. È il primo mercato al mondo della capacità di fare e realizzare, è il primo mercato al mondo dell'antifragilità, della capacità di adattamento e di messa nel mercato di cose che servono, ma non è una startup nation. Non ci sono città startup. Come è nato il mercato delle start-up in Italia? Non è nato per botta tecnologica, è nato scimmiottando.
altri sistemi, ed è nato peraltro nel peggiore dei modi, perché già nella seconda metà degli anni 90 fino a tutto il 2005-2007 era completamente scemato il mercato delle politiche attive del lavoro, banalmente, e il mercato delle start-up, tutto il circo delle start-up ha preso il posto delle politiche attive del lavoro. Non sai cosa fare, non c'è una politica attiva del lavoro nel territorio, non ci sono più tirocini da fare, ti do un voucher da 25-50k, vai a fare la start-up. Primo errore che è stato commesso in questo paese, primo errore delle start-up in questo paese. Una start-up non nasce perché c'è un voucher, una startup non nasce perché c'è un finanziamento più o meno facile, una startup nasce da altre motivazioni. Quali sono le motivazioni? Una startup, sia in senso proprio, quindi un'azienda altamente tecnologica con un altissimo potere di scalabilità a livello internazionale del suo prodotto, che una piccola media impresa innovativa o una lurida PMI italiana, perché in Italia dentro questo circo delle start-up hanno messo tutto, non solo quelle propriamente dette. Innanzitutto uno deve crederci. Secondo errore delle start-up. Non solo non si fa start-up per beccare un voucher, ma io non è che la mattina mi sveglio, chiamo Francesca, Gas, Lucio, c'è il voucherino di Sardegna Ricerche per stare in Sardegna, diciamo, da 100.000 euro, di cui il 90% a fondo perduto, e facciamo un accrocchio, facciamo l'ascoltatore degli alberi. Non funziona così. Questo è l'altro grande errore nel mercato delle start-up, propriamente dette o meno che sia. Ci sono due grandi ordini nel mercato dell'innovazione, nell'industria dell'innovazione, che mi sembra di aver capito nei miei primi 20 anni di carriera, poi magari mi sbaglio, magari ne scoprirò degli altri o dovrò rivedere le mie posizioni. O si genera innovazione, prodotto o servizio, e questo è concepito geneticamente per essere venduto ad un'industria. Faccio motori di intelligenza artificiale e machine learning per il mondo della finanza, professore Iarche, scusa, stavo dicendo, Joseph, è Intesa, io sono la fabbrichetta esterna di Intesa. Competenza verticalissima sul mondo del fintech, competenza verticalissima su intelligenza artificiale, capacità molto pronunciata di foresighting di scenarios, quindi la capacità di capire quello che il brontosauro Intesa non riesce a vedere, perché funzionano le big corporation come dei grandi ministeri, no? Allora, quello è un modo di fare innovazione, o comunque di mettersi nel mercato delle start-up. Oppure prodotto o servizio per l'altro grande driver dell'industria dell'innovazione. Io so che c'è un target di pubblico ben identificato, professoresse sui 50 anni che amano il fucsia, e conosco perfettamente il mio target e genero un prodotto tarato sul bisogno prima che lei stessa senta il bisogno, che è stata l'unica vera grande intuizione di Steve Jobs. E ce ne sono stati più di uno, non è vero che ce ne sono stati pochi di Steve Jobs, detto stamattina. Cosa ha fatto Steve Jobs? Ha detto: vuoi scommettere che esistono milioni di persone al mondo che vogliono un telefonino a prova di scemo dove con un unico tasto faccio tutto, e lo stesso negli altri grandi dispositivi? Aveva capito che l'utente medio dei device tecnologici, diciamo, è un uomo del Paleozoico. In questo ha avuto ragione, ha anticipato un bisogno nascosto. Quindi o si produce innovazione per le grandi corporation, o si produce innovazione perché si conosce molto bene un target di mercato molto specifico, che si è studiato molto bene. E qui siamo arrivati al secondo grande errore. Crederci, terzo errore. Spessissimo le persone si mettono nel mercato con un'idea più o meno robusta o con un'analisi fatta più o meno bene, non ci credono. Dai, andiamo, tiriamo su sta roba, c'ho un accrocchio, ho già tutta la versione beta, e si mettono insieme, ci provano, però poi sostanzialmente non c'è mordente. E qua, come dire, ne piena la letteratura. Ancora, mettiamo che
ci crediate nell'idea, che sappiate portarla avanti, che abbiate le competenze, che abbiate capito il mercato, che abbiate capito qual è il pillar, qual è il verticale su cui portarla avanti. Altri errori da evitare è con chi si porta avanti. Io gli voglio un bene dell'anima a Gianfranco, ma non farei mai azienda con lui. È professore nell'anima. Non ne capisce. Posso dire le parolacce, Lucio? No. Niente parolacce? Ne capisce un tappo di mercato, sostanzialmente. Ok? Quindi con chi? Perché? Perché la fai? Che è un passaggio in più della motivazione. La fai perché vuoi far soldi, la fai perché vuoi risolvere un problema, la fai perché devi fare il figo con la professoressa ai 50 anni, n motivi, come team intendo, non come singola persona, perché se uno si mette in testa di essere, come dire, non neanche il primus inter pares, ma di essere il dominus assoluto di una startup o di un'iniziativa innovativa e pensa di avere dei feudatari sotto che come degli umpalumpa sviluppano per lui e devono fare delle robe come dire, ad immediata esecuzione, quella società non andrà mai avanti, non andrà mai avanti, mai. Altri errori sostanziali. Si pensa che studiare non serva, si pensa che avere conoscenza degli strumenti per la creazione e la gestione dell'impresa non servono, e anche qua diciamo una minchiata a sesquipedale, anche questa. Prima di mettersi nel mercato vorrete far di conto, cosa che nessuno fa mai. Si vuole aprire un canvas o uno strumento di design thinking, qualunque esso sia, ce ne sono decine, per fare una modellazione del business. Di cosa parliamo? Qual è la proposta di valore? Cosa stiamo mettendo nel mercato? Perché questo è il punto cardine del fare impresa. Metto nel mercato qualcosa che qualcuno deve essere disposto a pagare. E questo forse nell'87, quando si laureava il professore Iarche, andava bene. Oggi non è neanche più così. Un tema è il modello di business di una farmacia. C'ho mal di testa, vengo da te, tu mi vendi l'Aulin, ti pago, a posto. Il tuo modello di business ha vinto, è corretto? Tendenzialmente sì. Oggi, ed è uscito molto bene dagli interventi di scenario che vi sono stati proposti, in realtà bisogna shiftare in avanti il pensiero di relazione verso il potenziale acquirente del prodotto o del servizio che sia. Oggi, quando si progetta un modello di business, bisogna fare in modo da strutturare l'offerta di valore che è il cuore del prodotto e del servizio, in maniera tale da fare in modo che il cliente, il potenziale cliente, le persone, diciamo il target della mia azienda sia felice di pagare, che non ci pensa neanche, che è un passaggio secondo me in più dell'effetto wow di cui abbiamo parlato stamattina, che è un passaggio in più anche del location, per restare all'ambiente turismo di cui parliamo. Tendenzialmente la stragrande maggioranza delle imprese che crashano è perché non hanno lavorato sul modello di business o perché ci hanno lavorato molto male. Piano industriale, nessuno fa i numeri, le metriche, contare l'impresa, contare prima di iniziare, contarla, perché se i numeri non tornano è chiaro che c'è qualcosa che non va nel modello di business, oppure ancora peggio che si è pensato un'idea che assolutamente non sta nel mercato. Sembra un errore macroscopico, cioè sembra impossibile, ma a tutt'oggi non vengono fatti questi ragionamenti. Tutti i ragionamenti sui piani strategici e piani operativi di comunicazione e marketing. Perché l'altro grande errore che viene fatto è: c'hai un prodotto fantastico per i ricci nei capelli, siccome tu pensi che tutti quelli che hanno i capelli ricci lo vogliano, quello si venderà da solo. Un esempio più chiaro non potevo farlo. Questo non esiste. Non è che perché un prodotto è figo il mercato l'assorbe. Non è che perché un prodotto io penso che serva il mercato l'assorbe. Se il mercato non sa che esisto, o se io non raggiungo i target di mercato, io per il mercato non esisto. E non fatturo nulla. Non poco, non fatturo nulla. Altro grande errore, quando si parte sembra che vada tutto bene, fatturo, mi giro indietro e la parte di amministrazione, finanza e controllo, quello che in gergo viene detto il CFO, il contabile, l'amministrazione, spariti. Nessun budget mensile, nessun controllo di cassa, fuori regola i rapporti col commercialista e via discorrendo, pum, in un semestre bruciato il finanziamento ricevuto, finita l'impresa, anche se l'idea era buona.
La parte legal, tutta la parte dei contratti, anche qua molto sottovalutato, sono costi che in genere, esattamente come le parti che vi ho citato prima, tendenzialmente vengono riconosciute sia dagli investitori che dalle linee di finanziamento se uno cerca di utilizzarle. Non si devono trascurare tutte le parti di contrattualistica, tutte le parti della proprietà intellettuale nel caso in cui sia uno degli asset strategici dell'impresa, perché anche da questo punto di vista si cade come dei sacchi vuoti. Altro errore, quando uno non lavora ci vogliono soldi, per far partire l'impresa ci vogliono soldi. O li metti tu, o family, foolish and friends si dice, cioè te li danno le persone che ti stanno vicino, o trovi una linea di finanziamento adatta che riesce a tollerare e che riesce a cofinanziare sostanzialmente, o puoi dare delle garanzie e ti fai dare i soldi in banca, oppure devi rivolgerti al mercato degli investitori privati. In ogni caso è un bagno di sangue la relazione e molti cadono proprio su questo. Molti subiscono gli investitori che hanno la pretesa di saper meglio dei founder come si conduce un'azienda e come si gestisce il prodotto che l'azienda ha realizzato. La pubblica amministrazione che dei soldi, le Invitalia, le Sardegna Ricerche, sono dei burocrati, sostanzialmente salti 15.000 euro di rendicontazione, ti crolla tutto il sistema, tanto di innovazione quelli non ne capiscono, sono solo degli amministrativi. Quindi che sia finanza privata, che sia finanza bancaria, che siano soldi propri, che siano i soldi di zio di un genitore, anche tutte le relazioni che riguardano l'azienda e il soggetto che ha finanziato tendenzialmente sono uno dei fattori di rischio più rilevanti nei primi anni di vita dell'impresa. Ultimi due punti. Stamattina c'è stata un'ode all'industria dell'innovazione sugli unicorni, sul billion, trillion. Io dal mio punto di vista vedo che è molto più popoloso il cimitero delle start-up. Straordinariamente più popoloso il cimitero delle start-up, e non solo per i primi grandi errori che ho voluto condividere con voi, ma per n altre mila ragioni. Ma è straordinariamente più popoloso. Ma anche il cimitero delle start-up, badate bene, è una risorsa. È una risorsa perché ci sono dei team che ci hanno creduto e che sono persone che si sono formate sbagliando, subendo un fallimento, e quindi hanno maturato delle competenze. Ci sono dei team, delle persone, dei componenti di team a disposizione. Ci sono delle idee. Il cimitero delle start-up in Germania, nell'industria dell'innovazione, sono fortissimi per il cosiddetto copycat. Cioè, lui fa una roba negli States, non va bene per n.000 ragioni, però l'idea è ottima. Sbagliato il team, sbagliato l'investitore. In Germania cosa fanno? Frugano. Ah, bella l'idea, figa sta roba. La mettono in crucco, la personalizzano e diventa una startup che in Germania e in Europa funziona. Ragioni soggettive, ragioni di finanza, n.000 altri. Quindi, diciamo, anche da tutti gli errori che possono portare alle chiusure e anche dal più corposo cimitero delle start-up, che è gigantesco, ci possono essere comunque delle lezioni da apprendere per evitare degli errori. Chiudo, e sono un buon 1 minuto e 30. Per far partire un'azienda, che sia una startup innovativa o meno, serve fede, speranza e carità. Fede, fiducia. Bisogna credere in se stessi, nelle persone che sono attorno a noi per fare l'impresa, nel prodotto, avere fiducia al mercato, avere fiducia nel cliente che ti compra. Speranza, che Dio ce la mandi buona, perché se uno non è ottimista non fa mai partire un'impresa. E carità nel senso di coesione, perché se non si crea coesione nel team, se non si crea coesione con le società che ci danno servizi, con i professionisti che ci aiutano a nascere e crescere, se non si crea coesione con la banca, se non si crea un buon rapporto con gli investitori e se non si crea un buon rapporto col mercato, l'impresa difficilmente riuscirà a stare in piedi. Io penso che valga sempre la pena provare a fare impresa se uno trova la propria vocazione nel territorio. Se lo fate in Sardegna, secondo me è meglio, perché abbiamo un sacco di roba da fare. Buon lavoro e buon futuro a tutti. Grazie Nicola. Senza parolacce. Grazie Nicola, come sai la stima ce l'hai tutta. Ora continuiamo, dopo questi grandi messaggi di speranza e questa visione dirompente del futuro,
con due amici, Gianluigi Tiddia, esperto di comunicazione, e il suo nickname lo precede, per cui l'insopportabile qua con noi, insieme a Antonio Solinas, anima della ricerca e sviluppo di Abinsula, una delle vere start-up che sono state delle aziende innovative in Sardegna con una proiezione internazionale. Quindi Gianluigi e Antonio, Gianluigi, a te la conduzione di questo momento, grazie. Se si sente no? Questo è tuo? Sì, si sente. Sì, Nicola è sempre il solito rovina dialoghi. Prego, ci mettiamo qua così ti vedi anche le slide. È un grande piacere. Oppure se vuoi sederti lì, dove vuoi. Ok, un grande piacere avere stasera, scusate la voce, non ho il Covid però, come diceva Nicola, abbiamo una presenza importante di una delle realtà sarde, forse una delle più importanti da quella parte, quindi quadro, come dice il punto, come Mike Buongiorno, qui, prego, una delle realtà più importanti che è Abinsula. Abbiamo qui Antonio Solinas, che adesso si presenterà perché raccontare i ruoli nelle società tecnologiche è un po' fare un terno al lotto, si rischia di fare brutte figure con gli acronimi un po' complicati. Ci racconterà appunto l'innovazione di Abinsula, ma anche come è diventato, diciamo, un agevolatore di innovazione per altre realtà e alcune cose che poi vi dico. Prego Antonio, grazie, presentati pure. Sì, allora io mi chiamo Antonio Solinas, sono il ruolo, no? Poi questi famosi ruoli. In verità in tutte le start-up in cui ho lavorato ho diversi ruoli, nel senso che li cambio con facilità. In particolare in Abinsula mi occupo di tutti i progetti di ricerca e sviluppo, quindi sarei il direttore di ricerca e sviluppo di Abinsula, ma siamo comunque un ex startup dove ognuno di noi tende a contribuire, a sgomitare anche su ruoli che non gli appartengono, quindi molto spesso faccio il commerciale o altre attività. In altre aziende mi sono occupato, in GreenShare per esempio sono il CFO, in Lively sono l'amministratore unico, in Agritech sono un socio fondatore. Mia moglie dice sempre tu guadagni un'azienda e li spendi tutti gli altri, e quindi fondamentalmente il bilancio non è mai sempre positivo. Però ho detto a Gianluigi che rispetto alle start-up, al modello di start-up famoso, americano e così via, noi abbiamo la particolarità che nessuno ha mai chiuso un bilancio in negativo, quindi certo non siamo esplosi, quindi in alcuni casi siamo cresciuti bene negli anni, tra cui Abinsula, quindi se per te va bene io racconterei un po' di Abinsula, quindi questo ho già introdotto i miei veri ruoli, quindi in tutte le aziende, in maniera umile devo dire la verità, perché poi in tutte le aree cerco di imparare un po' di più e trovare collaboratori bravi che mi aiutano. Quindi vi parlo un po' di Abinsula, quindi quando nasce e come è evoluta, ed è un esempio, un paradigma di startup che è nata nel 2012 su un modello che era quello delle startup del 2012. Mentre pian piano i modelli sono cambiati, quindi sono cambiati anche i tipi di investimenti, l'approccio di Abinsula alle startup, così come anche le varie startup su cui abbiamo lavorato, che hanno cambiato anche il tipo di modello di innovazione che hanno portato avanti. Quindi Abinsula nasce nel 2012 da un'idea di diversi amici, si racconta di 5 amici, quindi che si riuniscono in un bar, effettivamente questa del bar... Non garage, proprio bar. Il bar, è vero, il garage è quello sarebbe bello quello di Apple o di HP, che effettivamente loro due sono nati in un garage. Mi hai anticipato una cosa, effettivamente arriva il classico imprenditore nuovo che vuole fare la Apple, e dico sì, parti dal garage, cioè non puoi partire subito in grande, inizia a capire, e ci sono esempi come Abinsula che ha perseguito un modello di innovazione sin dal primo giorno e comunque l'ha trovato subito vincente. Ci sono altri invece che hanno dovuto cambiare strada facendo, e quindi vi faccio vedere come alcune aziende del nostro gruppo o incubate o accelerate dal nostro network abbiano cambiato la propria idea nei vari anni, mentre altri invece abbiamo sposato appieno quel modello. Abinsula quindi nasce, sto azzeccando le slide? No? Non vanno avanti? Sono sfigato. È solo una, è solo questa. E quindi usate l'immaginazione. Non va avanti, è normale, sì. Adesso Antonio, che è un grande esperto di slide, ci darà una mano. Ah, ok. Quindi mi metto io.
Sì. Vabbè, vado dietro, vado avanti così? Ok, sto andando avanti, quindi ahimè tutto in inglese perché ne faccio solo una, quindi sono costretto. Quindi nasce nel 2012 da 5 innovatori, a oggi conta più di 130 persone coinvolti in un modello di impresa molto particolare. Cosa facciamo? Noi facciamo quello che si chiama l'open source per le automobili. Quindi nel 2012 quando nasciamo, e questa della cultura open la riprenderemo in questa chiacchierata di questi 15 minuti che passeremo insieme, questa cultura open è una cultura che noi abbiamo sposato appieno, che è un po' il DNA di diverse aziende, diverse attività. E magari può essere anche un modello da suggerire a voi nell'ambito della creazione di impresa. Quindi nasce nel 2012 con l'idea di portare l'open source nelle automobili. Quindi fondamentalmente noi siamo i primi che decidono, tra i primi al mondo, che decidono di portare Linux, che era tipicamente un sistema operativo che voi trovavate nei server, che aveva già soppiantato a suo tempo Windows, non so se abbiamo chiacchierato di Windows nei server, decidiamo di portarlo dentro le automobili. Nel 2012 Linux nelle automobili era lo 0% del mercato. Quindi i primi esempi, a oggi oltre la metà dei radionavigatori che stanno nelle vostre automobili è progettata con Linux a bordo. Quindi potete vedere che era un mercato che cresceva a doppia cifra, sia come mercato perché le automobili stavano crescendo, le auto digitali, l'elettronica in auto è passata da essere il 10% degli investimenti al 90% degli investimenti, perché adesso si investe più nello Spotify per le automobili e meno nei cerchi in lega. E in più in questo mercato c'era un altro mercato che cresceva ancora di più, che è questa dell'open source. Quindi per noi diventa un modello che cresce. Quindi noi sposiamo la cultura open, abbiamo la possibilità di rendere la comunità il nostro software e attingere la comunità per poter sviluppare. Ci tenevamo a dire una cosa: open non vuol dire gratis, cioè vuol dire open source tipicamente voi vendete un servizio molto spesso su un codice aperto, ma il vostro servizio potrebbe costare molto di più di un software proprietario. Cioè, quindi voi avete possibilità di guadagnare di più. Certo, se c'è qualcuno più bravo di voi, è probabile che il vostro cliente vi chiederà di pagare, potrà avere la possibilità di switchare da un fornitore a un altro. Quindi, come vedete, ci sono dei pro e dei contro, però questa invenzione, questo modello per cui open vuol dire gratis, in verità non è così. Open talvolta è a pagamento e costa anche tanto, quindi a seconda qualche volta noi ci facciamo pagare tanto e non sempre, devo dire la verità, ci sono dei clienti che pagano molto meglio, alcuni di meno. Lì c'è qualcuno, quelli tedeschi, quelli a sinistra sono un po' più ricchi, ecco. E tipicamente cosa si realizza? Si realizzano sistemi di informazione e intrattenimento, però poi il tipo di sistemi che abbiamo realizzato sono diventati sempre più complessi. In particolare poi ci siamo specializzati nel portare questo sistema open nei prototipi delle auto, e c'è una cosa che facciamo con molto piacere, che sono le auto da salone, qua ne vediamo un po' in giro che abbiamo fatto per il mondo. Francoforte 2017, Nuova Delhi 2016, sono tutti sistemi innovativi che sono stati possibili, è stato possibile prototiparli in maniera così veloce grazie a questo aspetto qua. Questo open diventa un open che poi noi portiamo in diversi altri segmenti, e incontriamo per esempio una grande azienda che si chiama Topcon. Anche qua il filone nel racconto voleva essere come le aziende possono cambiare negli anni a seconda del modello di innovazione che vogliono implementare. Topcon, azienda giapponese militare della prima guerra mondiale, faceva le lenti per i cannocchiali dei giapponesi, in verità poi si converte a fare sistemi per l'edilizia, che io conosco poco, fino ad arrivare a realizzare il GPS di precisione. Loro fanno una centralina che col GPS è in grado di localizzare un trattore con una precisione di 2 centimetri. Ecco, c'è tutta la piattaforma telematica, la portano anche loro nel mondo Linux embedded, quindi nel mondo open source, e si trasforma, quindi è un modello di innovazione all'interno dell'azienda. Quindi per portare innovazione in questo caso qua non è l'unico modello, però noi sposiamo molto il discorso di attingere la comunità open, all'open source per poter portare innovazione. Topcon è uno di questi. Altri esempi: questa era un'azienda di Reggio Emilia che decide di portare i sensori Bluetooth per poter valutare che gli operatori utilizzassero i dispositivi di protezione individuale. Quindi fondamentalmente se io non mettevo la giacca per proteggermi, l'applicazione diceva non puoi iniziare il lavoro perché non hai messo la giacca, non hai messo i guanti, non hai messo il caschetto e così via. Quindi ci sono diversi esempi. Questo è molto particolare, questo per voi sembra un bruttissimo cruscotto, in verità è una rivoluzione enorme,
E c'è un bellissimo video sul post, perché è venuto il post in azienda a raccontare di noi, si è innamorato di questo progetto, ha raccontato solo questo. E quindi è uscito sul post, abbinso alle campane intelligenti. Quindi fondamentalmente molto spesso ci dicono come facciamo a fare trasformazione digitale, e molto spesso se viene un qualsiasi business noi non lo sappiamo, cioè vuol dire dipende dal tuo business. Però vi facciamo sempre questo esempio: guardate, da noi è venuta un'azienda che faceva campane dal 1400, ha deciso di portare innovazione nel mondo delle campane. E come ha fatto? Ha realizzato un cruscotto da mettere nei locali tecnici delle chiese, dove loro possono riprogrammare le campane, le batterie di campane, riprogrammare le batterie, le melodie e così via. Addirittura si può creare la melodia direttamente nel cruscotto. A oggi questa azienda vende le suonerie per le campane, cioè può vendere per Natale una nuova suoneria per le campane di Certo tutto il che mondo. avere la copertura divina è un po' un colpo basso, però è molto interessante il fatto che ci sia dal vostro, diciamo, core business, poi qualunque tipo di progetto anche molto lontano dal vostro lo portiate e lo innoviate in una maniera anche molto, molto particolare, molto inaspettata. Sì, Quindi, parlavamo del dizionario, no? Come Gianluigi ha avuto paura a definire i ruoli delle start-up, io molto spesso ho paura a definire questi aspetti qua, perché sai, la chiami campana e poi magari nel loro gergo si chiama in maniera particolare, il battacchio si chiama, quindi ogni tanto sbagliamo, siamo costretti a imparare nuovi dizionari, nuove cose. Io faccio sempre l'esempio che abbiamo fatto un progetto con l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna molto interessante sulle lumache, e verrò cazziato per l'ennesima volta che non si può dire lumache ma si chiamano chiocciole, e quella si chiama ricicoltura, però io ogni volta le chiamo lumache e fanno la bava. le parole sono importanti. Esatto, le parole sono importanti, quindi, però effettivamente a noi che ci occupiamo di tecnologia siamo molto precisi in un segmento, molto spesso ci sfugge. Queste erano le campane, questo è il gruppo Eni che ha realizzato un proprio prodotto per quanto riguarda il controllo dell'energia. Altro esempio enorme, questo qua, quella roba lì che vedete in alto a destra, che sembra una cosina piccola, in verità è un macchinario 10 metri per 10 metri, è una specie di grande bettoniera per miscelare il calcestruzzo. Anche qua con tanto open source, quella piattaforma realizzata in Qt che è open. Bene, questa azienda qua, che era un'azienda di Perugia molto interessante, si chiama Officine Meccanica Galletti, faceva questo prodotto, si è trovata a sbarcare in Cina in un momento in cui in Cina si è utilizzato tanto calcestruzzo quanto in 5 anni quanto negli Stati Uniti in 90 anni. E quindi magari gli è esploso il mercato per realizzare dei macchinari, dei miscelatori per calcestruzzo che questo oggetto qua, e anche qua loro hanno sposato la cultura open e hanno attinto all'open source per poter realizzare i loro controllori. Un po' di esempi. Questo è un esempio, questa è l'azienda che amministro io, che si chiama Lively, che produce questo prodotto, si chiama Agrumino, che Nicola conosce benissimo perché ha scritto un bellissimo articolo addirittura nel 2015 su questo prodotto, ed è un esempio di come le cose possono cambiare. Questa azienda nasce nel 2015 per realizzare il vaso wifi connesso a internet per poter dire come curare le tue piante e fare in modo che le tue piante potessero parlare sui social network. Quindi questa era, quindi avevamo le piante che scrivevano. Anche le piante, non solamente. Anche le piante. Ancora qualcuno parla su Twitter, su Facebook di nascosto, perché io ho spento. E sono più interessanti di moltissimi esseri umani. Questo è vero, poi ci arriviamo sul discorso dei social effettivamente. E questo lo cito per una cosa particolare, quello che è un po' di serendipity, ci vuole dire quella possibilità di cambiare strada facendo e non sapere veramente dove andrà a finire. Noi facevamo un vaso wifi, c'è un bellissimo intervento ai fatti vostri da Magalli che spiega benissimo il prodotto. In verità quel prodotto noi non lo abbiamo mai realizzato, ma abbiamo realizzato questo sensore che ne abbiamo venduto centinaia negli anni e così via, finché a un certo punto iniziano a utilizzarlo le scuole elementari, medie, superiori per insegnare l'elettronica agli artigiani digitali, ai futuri artigiani digitali. Ora ci troviamo a avere un ordine a 3.000 pezzi da un giorno all'altro, perché in questo momento ci è esploso sotto il naso, senza voler, vi dico la verità, non ce l'ho ancora, non ce li ho ancora in magazzino, quindi stiamo faticando a realizzarli velocemente, però da gennaio questi 3.000 pezzi sono stati già ordinati e stanno nelle scuole di tutta Italia.
era un po' per citare il discorso della serendipity, cioè la possibilità di ascoltare. La serendipity non è altro che intercettare dei segnali che non erano previsti nel momento che avete iniziato. Poi facevo, come diceva John Lennon, la vita è quello che ti succede mentre hai altri piani. Altri no? piani, infatti. Tutto questi discorsi che sembrano un po' lontani dal mondo del turismo, no? Invece è dimostrato dalla vostra azienda quanto certi campi che mai avreste pensato di intercettare e di innovare, invece li avete appunto toccati e innovati. Quindi tante aziende, come vediamo anche adesso, sono state diciamo, portate dentro e trasformate a un livello diverso. Quanto siete punto di riferimento, quanto poi siete di fatto agevolatori di questa innovazione in Sardegna e non solo in Sardegna, perché il vostro è un mercato prettamente internazionale, diciamo. Sì. In pieno Covid, quindi nessuno si aspettava, nel 2020 diventiamo incubatore certificato, quindi questa è una cosa particolare, abbiamo accelerato diverse aziende e ripartendo da quello che abbiamo detto un po' prima, abbiamo dovuto imparare nuovi aspetti, quindi lo siamo, devo dire la verità, è un mestiere che dobbiamo ancora imparare a fare bene, nel senso che molto spesso... Allora, il contesto regionale non è malissimo, anzi è abbastanza interessante per quello che riguarda la finanza pubblica, la finanza agevolata, qualche venture capital che è di qualità, non abbiamo la quantità dei venture capital americani e francesi, quindi su questo bisogna lavorare, però effettivamente invece competenze tecniche enormi, adesso che devo dire la verità, gli atenei sardi producono delle competenze a tutto tondo estremamente interessanti, vanno dalla comunicazione all'ingegneria che permettono di creare prodotti. Qualche esempio assurdo, molto particolare, sicuramente magari non legato al turismo, però abbiamo investito in un'azienda che si occupa di analisi di dati del calcio, quindi si chiama Future Lab, che non fa altro che analizza tutti i video delle partite e realizza gli indicatori qualitativi dei vari giocatori, per cui noi fondamentalmente abbiamo la possibilità di sapere se un giocatore qual è la sua capacità di perdere il pallone sul contrasto aereo e così via, no? Altro problema, non seguo il calcio, quindi rischio di dire stupidate. Quindi... Potreste creare un modello per verificare in autunno in Barbagia come si muovono, quanto mangiano le persone, allora, quanto mangiare le pecore l'abbiamo fatto, quanto abbiamo mangiato le pecore l'abbiamo fatto, quanto mangiare le persone no. Quindi no, però è interessante questo, io vedo anche dei ragazzi quanto i progetti nuovi poi possono essere accolti nel vostro percorso di valutazione. Sì, lì il discorso è che non abbiamo investito ancora sul turismo, ma non perché noi non lo facciamo, cioè fondamentalmente deve venire qualcuno che di quel dominio a proporre, cioè qualcuno deve proporre questo tipo di idee, quindi bisogna ammettere che la tecnologia è uno strumento, quindi non la soluzione, quindi molto spesso la soluzione deve essere portata da quel specifico dominio applicativo che giustamente noi non conosciamo, ecco. Quindi qualcosina abbiamo un'azienda che si occupa di eventi, si chiama Insula Events, che porta un po' di eventi in Sardegna, però fondamentalmente c'è tanto, siamo pronti, siamo abbastanza aperti. Il turismo di fatto è rimasto, al di là delle piattaforme che poi agevolano i processi di ispirazione e vendita, è rimasto un po' ancorato a quel sistema, no? Un po' antiquato anche forse, e forse avrebbe bisogno di innovare anche nell'intercettare soprattutto i dati per poi pianificare e progettare meglio sia le destinazioni che anche le esperienze. Sì, si è lavorato molto nella gig economy, come abbiamo detto noi, esatto, no? Quindi Airbnb è quell'aspetto per cui effettivamente chiunque può diventare imprenditore allestendo. Quindi dico a chi ci sta ascoltando, anche non solamente in presenza, ma anche se avete idee iniziate a buttarle giù, perché insomma magari c'è la possibilità di svilupparle su piattaforme open, magari agevolati da Binsula. Prego, continua pure. Quanto abbiamo? Perché poi nella cultura... ok, un minuto là. Nella cultura open effettivamente questa è una... caso vuole che Gianluigi ci abbia chiamato per questo intervento e lo stesso giorno a pranzo un collega mi abbia detto: sai che ho appena scritto a Insopportabile? Si poteva dire? No, si poteva dire, sì. No, non è un insulto. Perché vorremmo fare la prima istanza Mastodon della Sardegna, quindi vi spiego che cos'è, velocissimo.
fondamentalmente sapete che in questo momento Twitter è andato in crisi, almeno a parte gli utenti, perché Elon Musk ha stabilito un po' di regole che non erano previste in origine, ecco, dagli account a pagamento, così come tanti altri. Ecco, in questo ancora la cultura open corre ai ripari con uno strumento che esisteva, che si chiama Mastodon, che rispetto a Twitter quindi prevede i messaggi a 1000 caratteri invece che da 500, da 150? 280. 280, ok, ero rimasto forse a 280 500. Ok, quindi corre ai ripari fondamentalmente con questa piattaforma, che però rispetto alle piattaforme di Twitter, dove tutti i server sono di proprietà di Twitter, qua noi abbiamo 15.000 server, ed è sicuro che io questa cosa che sto dicendo oggi è passato, perché ormai saranno 16.000, 17.000, 15.000 server dove ognuno può contribuire e mettere il proprio server che realizza un pezzettino di questa grande rete che si chiama Fediverso, quindi è un universo federato. Quindi oggi è nata questa istanza che si chiama così, che si chiama Sardegna.social. In verità nasce perché noi rispondiamo a un messaggio, una sollecitazione. A una sollecitazione, sì, con la particolarità che in verità questi due amici che l'hanno fatto, questo non è fatto a livello aziendale ma è fatto a livello personale, sono dei tecnici, quindi fondamentalmente adesso bisogna coltivarla, vedere un po' come sa, soprattutto a dirvelo gratuito, perché qualcuno ci ha tenuto a dirlo. Quindi. Sì, no, diciamo velocemente che chiaramente non è un'alternativa, è un'altra cosa, è un modello completamente diverso che non è vincolato a un algoritmo, non è vincolato alle pubblicità, non è vincolato a delle proprietà, quindi è completamente libero ed è amministrato da delle community che si riuniscono intorno a delle regole e intorno anche a dei contenuti. È già una tendenza che negli ultimi anni c'è stata anche negli social, diciamo, generalisti come Facebook, nei gruppi chiusi, sulle chat, su WhatsApp, eccetera. E in questo momento è un'esigenza un po' generale di trovare degli spazi dove poter dialogare e non essere coperti da un rumore inascoltabile di discussioni di cui non frega niente nessuno. Chiaramente io guardo i ragazzi che dicono ma di cosa stanno parlando, noi siamo su Twitch, siamo su altre piattaforme, su WhatsApp e via dicendo, o su Fortnite. Però vi invito, e così chiudiamo l'intervento di Antonio, vi invito a guardare il mondo con un'ottica diversa, cioè i problemi che voi avete in ogni ambito professionale, aprite a contaminazioni, perché solo così quei problemi possono trovare soluzioni innovative. L'innovazione è questo, guardare quei problemi e portare a un livello superiore. Le aziende come Abinsula ne fanno mestiere eccellente, però tutti noi siamo un po' chiamati per responsabilità sociale, ma anche per voglia di aumentare il valore comune del mondo in cui viviamo, a aumentare, a innalzare il livello, e quindi vi invito a frequentare, provare, sbagliare, però a essere, diciamo, attori consapevoli di questo momento che è un po' complicato ma anche molto divertente e innovativo. Il tuo intervento è esattamente quello che è, cioè la tecnologia è un sottostante, però se non ci metti dei contenuti come quelli che ha introdotto Gianluigi, difficilmente, e non aspettatevi che gli ingegneri ve lo facciano, ecco, da buon ingegnere vi dico che... Sono anche io ingegnere, però incidentalmente, non c'entra niente. Quindi gli ingegneri, quelli non incidentali, ahimè, non lasciategli fare prodotti, anzi, obbligate, che non facciano parte del loro mestiere, poi, se voglio dire. Quindi. Bene, grazie mille ad Antonio e grazie della vostra attenzione. Non sapevo sta cosa di Magalli che poi alla fine, cioè ricordavo la trasmissione, ma non sapevo. Dunque adesso abbiamo, non so, dalla regia un cenno su Maria Elena Rossi e Robert. Ok? Sì, sono online. Non so, Robert e Maria. Ci vedete, ci sentite? Sì, Maria Elena, buon pomeriggio. Ti sentiamo ma non ti vediamo. E Robert lo sentite? No. Robert lo sentite? Eccolo, adesso sì, però non lo vediamo come...
però io sono... Tu mi sei, vedo, ecco, ciao ecco a tutti, qua, non sì, so non ti se... vedo, eccoci qua. Ciao, Ciao a buongiorno, tutti, buon pomeriggio. pomeriggio, Maria Elena Rossi, insomma, le inclinazioni presentandoti, e poi Robert Piattelli, lo stesso esperto. Giusto Robert, entrambi componenti del comitato di indirizzo scientifico qua del... Sente malissimo. Sente male Maria Elena, mi senti? Noi sentiamo male. Accidenti, noi vi sentiamo abbastanza bene, quindi se riesci... Problema della schermatura, sì. Ecco, forse mi sentite così meglio? Maria Elena e Robert, sì? Sì, molto meglio. Bene, sì, sì, grazie. era probabilmente un problema mio di microfono schermato che non andava bene. Dicevo, appunto, vi ho presentato rapidamente, ma lascio la parola a voi per non rubarvi del tempo, anche perché stiamo andando lunghi. Il tema della giornata è quello sull'innovazione, e quindi sia come Enit che come BTO e in generale, poi anche un commento generale sui lavori di oggi, su come sono andati. Quindi prego, a voi lascio lo spazio, in maniera tale che poi possiate commentare e dialogare facilmente. Prego, Robert e Maria Elena. Prego. Attacco io. Intanto buonasera Maria Elena. Ciao. Allora, io sono vicino a un paesino, vicino a Impruneta, alle porte di Firenze. Sono bloccato da una gamba bizzarra, diciamo, che mi sta dando un po' di fastidio. Maria Elena invece era al suo ufficio di Roma, mi sembra. Sì, confermo. Bene. Allora, è Maria Elena la protagonista. Io devo soltanto il compito in questi primi 2 minuti di introdurla sul tema che tratterà. È il secondo appuntamento che Maria Elena ha per il Sardinia Tourism Call to Action. Nel primo abbiamo trattato l'argomento in generale, anche questo sull'innovazione, che ci ha parlato in maniera diffusa del progetto del Ministero del Turismo con Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, legato al PNRR, che è il TDH 022, che insomma è l'ecosistema digitale della destinazione turistica Italia, detto molto semplicemente, e dove sono messe la maggior parte delle risorse disponibili al Ministero dentro il risorse del PNRR. Ora invece, Maria Elena, abbiamo colto la palla al balzo, perché Enit ha sostenuto e poi presentato l'ultima volta a BIT una ricerca del Politecnico di Milano, che cerca di fotografare lo stato dell'arte, il polso, diciamo, del sistema dell'innovazione in Italia, legato, definendo insomma l'analisi sulle start-up, ovvero sono quei soggetti nati dopo il 1 gennaio 2019. Ricordo a tutti che febbraio 2020 c'è stato il Covid, ma da febbraio 2020. E lo stesso è stato con una lettura, e la sintesi la farà Maria Elena su questi 2 elementi, su invece le prime 100 start-up per ordine di importanza che sono state analizzate da Focusrite. Focusrite è un grande un analista, diciamo, del fenomeno del turismo, della mobilità, dell'industria in generale. Che cosa esce fuori ce lo dirà Maria Elena. E quello che emerge, diciamo, che dalla parte più internazionale, fatto dalla parte di Focusrite, le soluzioni prevalentemente, quindi al 70%, sono business to business, cioè applicazioni che guardano a imprese che danno altri tipi di servizi, per imprese in sostanza. Invece l'analisi del Politecnico di Milano, che è su un campione di 344 start-up, di cui 77 italiane, è un po' ribaltato, nel senso che il 60% grosso modo è invece per l'utente finale in sostanza. E di queste
in entrambi i casi, sia mobilità che turismo in senso lato, insomma, sono le categorie maggiormente rappresentate che identificano l'attività di queste start-up. A me torna soprattutto quella, diciamo, nel Politecnico, probabilmente ancora di più su l'analisi del 77 finanziate alle italiane, perché vengono un'esperienza con Invitalia, di un progetto che si chiama Factor Impresa Turismo, che ne ha analizzate più di 1000, e fondamentalmente l'ecosistema di riferimento è quello a corto raggio, ovvero le soluzioni sono su dove vivo, il mio ecosistema di riferimento, perché è l'ecosistema di riferimento a corto raggio, ci sono le persone che conosco, le imprese che conosco, il territorio che conosco, la Camera di Commercio che conosco, il comune che conosco, eccetera, eccetera, eccetera. Questo fa sì che il tutto sia concentrato sulla geolocalizzazione delle cose, nella preparazione del viaggio e sulla prenotazione del viaggio stesso. Per turismo ci metto dentro anche quel fenomeno, Mariana, che abbiamo visto in una puntata di Fatto l'Impresa Turismo, che è quello del wine tourism in sostanza. La maggior parte erano prenotazioni a cantine, ma le cantine devi sapere dove sono, chi le conduce, eccetera, eccetera. Quindi quello che sono le analisi, un'applicazione viene costruita su un corto raggio. E questa ha una logica, diciamo, una logica che poi alla fine diventa naturalmente un vincolo di poca scala, chiaramente, perché poi non è automatica la costruzione della scala, in quanto ha bisogno comunque di territori, di analisi dei territori che si moltiplicano, si sommano, eccetera, eccetera. Però questo è quello che ho letto io. Magari tu hai altre osservazioni. Tutto tuo? Grazie Robert, insomma hai anticipato un po' delle analisi, ma giustamente che insomma abbiamo vissuto anche insieme, perché i percorsi ne abbiamo fatti diversi e sicuramente rispetto a quello che ho ascoltato finora, insomma il turismo vive ancora di più la dimensione del locale, come hai detto, e del frammentato, ma potrebbe proprio essere questa invece, secondo me, una dimensione che molto molto interessante, di cui sentiamo un gran bisogno. Comunque parto in realtà da Focusrite, perché comunque sappiamo molto bene come tutte le grandi tendenze complessivamente ancora ci arrivano dagli Stati Uniti, e quindi è interessante capire che cosa ha analizzato Focusrite nelle appunto 100 aziende che ha monitorato, quindi è un campione che ha individuato Focusrite più rappresentativo a livello globale, con una raccolta di 1,7 miliardi di dollari dal 2019 al 2022 sostanzialmente. Allora, intanto, prima cosa da dire, l'azienda, la startup che più ha raccolto si chiama TravelPerk, e non so se la conoscete, comunque è una società, una startup che nel frattempo è cresciuta moltissimo, che si occupa di business travel, sostanzialmente soluzioni per le aziende per gestire il business travel nel modo più efficiente e efficace possibile. E come diceva appunto Robert, complessivamente il 70% delle start-up individuate come champions da Focusrite operano sul B2B, quindi forniscono servizi ad altre aziende, benché poi, se andiamo a vedere non tanto appunto i numeri delle start-up, ma diciamo in termini di raccolta di fondi, in realtà il B2C era, come dire, circa il 50% di questo miliardo e 7. Dicevamo Nord America. Il Nord America fa la parte del leone, fa il 57% della raccolta di questo miliardo e 7, con l'Europa che però cresce al 30% delle start-up, come dire, del settore turismo più rilevanti, e appunto, come dicevo, sta prendendo qualche quota e sta crescendo. Non dimentichiamo che l'Europa, insomma, è leader a livello mondiale in termini di flussi turistici internazionali,
quindi ha un potenziale enorme perché raccoglie oltre il 50% dei flussi degli arrivi internazionali. In questo, diciamo, prima della pandemia, ovviamente sono dati, teniamo come riferimento quell'anno magico e record che poi, come ha citato Robert, insomma, adesso stiamo guardando come obiettivo, soprattutto a valore, direi più che in termini di volumi, ma qui poi si aprirebbero altri scenari. Un'altra cosa che interessante, come dicevamo, sono l'hospitality, il trasporto, il settore del trasporto, quelli più diciamo, interessati dal fenomeno startup. C'è in ambito ospitalità il 10% è rappresentato dal short term rentals, cioè appunto gli affitti brevi, che comunque sappiamo molto bene come sia un ambito che ha avuto un'esplosione, che anzi è stata ancora più come dire, esplosa ancora di più dopo, durante la pandemia. Era già ovviamente in atto questo tipo di scelta, diciamo, della domanda, che poi ha indirizzato quindi anche poi l'offerta in termini di piattaforme di servizi, anche lì B2B, quindi per chi affitta. Il Politecnico di Milano ha fatto invece un lavoro più come dire, sistematico, quindi sulla base di 1000 start-up ne ha raccolte 344 e ha fatto appunto anche queste a partire dal 1° di gennaio, anche su queste ha fatto una analisi molto approfondita che penso possa essere interessante. In questo caso appunto si parla, su queste 344 di 60% sono per servizi al consumatore finale, c'è una fetta, come dire, che è del 13% a livello complessivo, che riguarda le esperienze. Lo sottolineo perché poi è un tema che tornerà invece quando facciamo un'analisi sull'Italia, che su questo, come diceva appunto Robert, indubbiamente invece ha una prevalenza su questo tema e non è casuale. C'è tutto anche un mondo che si rivolge ovviamente a quei fenomeni come la holiday working e nomadi digitali, che anche, come dire, ha numeri abbastanza ancora limitati, ma che sicuramente va a intercettare anche lì tutta una tendenza interessante che metto in evidenza, visto il pubblico, insomma, e le opportunità che questo tipo di domanda può generare in un'ottica appunto di forniture di servizi sia B2B che B2C. In ambito italiano in effetti la situazione diventa un pochino diversa, quindi diciamo passiamo dal generale al particolare. La ricerca del Politecnico ha individuato 77 start-up finanziate. Una startup su 2 offre servizi al consumatore finale, con anche una gestione end-to-end, quindi dalla prenotazione al pagamento, e con una dimensione molto anche importante che è stata rilevata al Politecnico di servizi post visita. Quindi diciamo che quello che ha fatto il Politecnico è di fare una valutazione nell'ambito della customer journey di quelli che sono, dove va a inserirsi il servizio offerto dalla startup o il prodotto offerto dalla startup. E quindi questo elemento è anche interessante in un'ottica che dovrebbe essere quella di tutti noi, e cioè quella di creare sostanzialmente fidelizzazione, un legame stretto con diciamo i nostri clienti, ovviamente andando a raccoglierne, profilandoli, e quindi poi avendo la possibilità di sviluppare nel tempo azioni di marketing lifelong, come si dice. I settori di riferimento, appunto, c'è una prevalenza di esperienze locali e di servizi che vengono offerti al territorio. Qui torna appunto un po' quello che accennava Robert, cioè direi micro raggio, neanche corto raggio, cioè si creano sostanzialmente delle imprese che sono radicate localmente e che appunto si chiamano start-up. Io vorrei quasi più chiamarla l'agenzia di sviluppo turistico locale, no? Molto spesso, per cui invece quando si parla di start-up si immagina sempre un po' quello che abbiamo ascoltato prima, grandi servizi, grande innovazione, grande soprattutto tecnologica, scalabilità. Ecco, in questo caso si rileva molto bene come
in Italia le start-up abbiano ancora invece una dimensione locale. Ripeto, poi farò alcune osservazioni lato mio, perché non credo che questo sia di per sé negativo, bisognerebbe semplicemente trovare forse un altro nome per definirle, ma hanno una rilevanza assolutamente importante. Tra l'altro, ecco, metto in evidenza che di queste esperienze, di questa percentuale del 32% complessivo delle start-up italiane finanziate, queste si concentrano su esperienze sportive, esperienze all'aria aperta e esperienze non gastronomiche. Diciamo, questi sono gli ambiti nei quali si offre prevalentemente l'esperienza e si sviluppa appunto un progetto di business. C'è tutto un tema, appunto, come dicevo prima, di concetto di never ending tourism, no? Che è stato tracciato da un lato la customer journey e dall'altro il ragionamento di come oggi ci sia una difficoltà a distinguere tra quando si lavora, quando si è in vacanza. C'è il tema del leisure, business e leisure, quindi che coesistono, no? Quindi che ci sia una demarcazione meno definita rispetto al passato del modo in cui si sviluppa il turismo. In questo senso il mio commento, prima appunto di parlare di un paio di cosa sta facendo il Ministero, Enit, per spingere innovazione e per sostenere appunto nuove idee di business. Volevo fare un commento su questo, nel senso che io non credo affatto che le start-up appunto non scalabili, localizzate, che valorizzano i territori o luoghi precisi non abbiano un ruolo e che non debbano essere valorizzate. Ripeto, forse sono più delle realtà di sviluppo locale, turistico, ma che hanno un grandissimo valore in un'ottica di innovazione di processo e di prodotto, no? Ed è un elemento fondamentale per noi. Sappiamo la frammentazione, sappiamo la difficoltà a fare sistema, la famosa parola fare filiera. Ecco, credo che queste start-up non hanno bisogno di scalare, hanno bisogno di connettere localmente, valorizzare, intercettando i trend, basandosi sui dati per far crescere la domanda, e non mi sembra una cosa da poco a livello locale. E fare un'altra cosa, colmare questo gap di digitalizzazione che esiste oggettivamente, dove il turista molto spesso non sa, quando è in un luogo, ancora prima di organizzarsi, dove può acquistare un prodotto o un servizio, no? E quindi di fatto poi probabilmente abbiamo un sacco di vendite perse perché il prodotto non è allo scaffale. Ecco, io credo che l'unico modo per fare questa connessione con la domanda sia quella di valorizzare queste realtà locali, queste start-up locali, che restino locali, crescano, facciano filiera, digitalizzino, portino, anche la capacità di sviluppare prodotti che sanno intercettare la domanda e connettersi con l'ecosistema digitale. In particolare, da questo punto di vista, riprendo per un minuto il tema del Tourism Digital Hub che ha citato Robert, perché l'obiettivo dell'hub digitale è esattamente questo, cioè non ha l'obiettivo di diventare una vetrina patinata che fatta dall'alto, ma deve necessariamente connettere tutte queste realtà e anche le start-up che nel tempo vorranno connettersi. Abbiamo lanciato come Enit, oramai siamo al quinto avviso per sia in termini di contenuti che di attività di co-branding, ricettività, ristorazione, che per esempio come call si rivolgono agli intermediari, per cui a soggetti che sono in grado di aggregare un'offerta organizzata e competitiva. E l'ultimo avviso l'abbiamo lanciato in una prospettiva di tax refund, cioè tutti quei soggetti che ovviamente questo è relativo a tutto quello che è il mercato extra Europa, e quindi in un'ottica proprio di connettere tutto quel sistema privato, e speriamo tante start-up che vogliano dialogare in un'ottica di interoperabilità col nuovo portale. L'interesse di questo progetto è che ha una visione
al 2026, quindi stiamo parlando di un progetto che crescerà con il tempo e grazie soprattutto anche a tante idee innovative che speriamo vengano dai territori. Dico l'ultima cosa rispetto a come dire, le altre call che sono state lanciate. In particolare il Ministero ha lanciato proprio una call sull'innovazione, dove da un lato appunto vuole costruire degli hub, dei network, e li ha già individuati, ha messo a disposizione 3,5 milioni all'anno per le start-up, sono già stati individuati appunto 2 hub di innovazione e appunto da questo punto di vista ci sono delle opportunità che sono da cogliere e che vi invitiamo insomma a seguire proprio ai fini della creazione di progetti di sviluppo che si connettano ovviamente poi con l'hub digitale, tutto questo magnifico ecosistema che dove non possiamo più perdere il treno, ecco. Quindi seguite insomma tutte queste iniziative, se ci sono anche in sala o in ascolto delle idee, delle buone idee che vogliano essere ascoltate, come Enit e come Ministero ci sono anche gli strumenti per poterle mettere a terra, quindi buon lavoro e sono qua se ci sono domande. Grazie Maria Elena. Io faccio una considerazione generale di cui magari ho bisogno di Maria Elena che in un minuto poi dopo gli dia una replica, un'osservazione. Questo termine innovazione molto spesso è un termine che scricchiola. Io penso per esempio, in base alla mia esperienza, che l'innovazione sia un processo consuntivo, non all'inizio, insomma. Anche la classificazione startup innovative, insomma, si capisce cosa vuol dire. Innovazione vuol dire che io miglioro la vita o un processo o il lavoro dentro una comunità di qualcuno, ed è a consuntivo. Io non sono sicurissimo, parlando per esempio di chi viaggia in appartamenti, Airbnb per esempio, dove non c'è un concierge, diciamo, che il self-checking molto premiato e molto anche analizzato negli ultimi anni, prima del Covid, perché dopo ci sono stati un po' di problemini, ovvero quella soluzione che ti permette di poter accedere alla dove vai a dormire, tipicamente un Airbnb ad esempio, in modo automatizzato, non sia semplicemente un'evoluzione tecnologica, una chiave di insomma, ecco, di innovativo non lo so se c'ha qualche cosa in sostanza. Sì, la posso raccontare così perché semplifico, però diciamo che negli ultimi 40 anni quello che è stata definita la più grande innovazione nel mondo del turismo è il trolley, ovvero è il passaggio dalla valigia a una valigia con le rotelle, che di tecnologico non ha moltissimo, insomma, però ha consuntivo veramente migliorato il modo di viaggiare delle persone e tutta la logistica e tant'altro. Io non so se sei d'accordo con questo, perché si scambia molto. Io ho avuto tanti soggetti che si sono presentati con un'idea innovativa, però innovativa aspettiamo un momento, no? Ma sicuramente sono d'accordo sul fatto che, come dire, l'innovazione è migliorare, no? Appunto l'esperienza delle persone, la vita delle persone, e a volte si diceva prima anticipandone anche i bisogni, no? È evidente che quello che io vedo è mancato, proprio seguendo tantissimi progetti e tantissimi programmi. Comunque che è mancato è quello che diceva, insomma, è stato detto prima, un business plan solido, una definizione del target di riferimento, una domanda di riferimento, insomma tutta quella capacità, e questo in particolare nel turismo, di effettivamente essere in grado di intercettare la domanda con una base solida, diciamo, di pianificazione
e da questo punto di vista, ecco, per questo credo che tutto quello che è locale, nella misura in cui appunto connette diversi attori e che mette sullo scaffale quello che oggi sullo scaffale non c'è, sulla base di una conoscenza oggettiva di quello che è la domanda, perché appunto i territori conoscono spesso la domanda e sanno che cosa viene richiesto, devono imparare a farlo meglio, a pianificarlo meglio, mettergli un prezzo e saperlo vendere in maniera implementare in maniera impeccabile, no? È che questo è il turismo, è che spesso invece secondo me nel turismo si è sempre immaginato start-up che necessariamente devono essere super tecnologiche, noi lo sappiamo, adesso mi vengono in mente le 2 start-up giusto per far pubblicità, ma voglio dire che ce l'hanno fatta in questi anni veramente, un amusement, diciamocelo, poi bisogna vedere, come dici tu, no? Che è riuscita comunque a farsi acquisire, l'altra che è in ambito ovviamente di vendita, però su scala importante, grande, di esperienze culturali in primis, e la seconda è DataPil, che è stata anche ospite qui, che anche questa ha fatto il suo salto perché ha lavorato sui dati. Tutto il resto io ho visto dei progetti bellissimi, però che non hanno nessuna possibilità di scalare. È meglio così, perché più sono solidi localmente, più riescono a crescere con la domanda che è locale. Il turismo si vive localmente e si vende localmente. In questo senso credo che ci sia un enorme gap tra tutto quello che si potrebbe vendere e che non si vende. Adesso scusate se sono un po' come dire prosaica, però alla fine se guardiamo i dati dei turisti che visitano l'Italia, adesso lo sto facendo un po' tagliato con l'accetta, però come dire, dalle analisi che noi facciamo della nostra domanda internazionale è un turismo che ha capacità di spesa, un'età medio-alta, ok, anche il tempo, ok? Quindi messe insieme queste 3 cose, in realtà quello che mi sono resa conto, penso a una indagine che facemmo anni fa quando ero in Piemonte sul Lago Maggiore, era che tutti i turisti che andavano sul Lago Maggiore in realtà andavano via senza aver speso un euro, perché non c'era niente da comprare sostanzialmente, no? E quindi la spesa media risultava estremamente bassa, benché il potenziale del turista fosse, diciamo, elevato, che quindi ci fosse l'opportunità. Il problema è che non c'era un prodotto, no? Adesso dico quell'esempio perché poi tante cose sono successe anche lì e sto parlando di alcuni anni fa, ma spesso accade questo, dove noi non diamo effettivamente valore a delle cose che ce l'hanno e che il turista ha anche molto volentieri la volontà di acquistare se ben organizzato e ben come dire, e che il valore economico sia rispondente al valore dell'esperienza. Quindi c'è veramente tanto da fare da questo punto di vista, e anche questo è innovazione in assoluto. Quindi grazie, scusatemi, forse ci siamo dilungati un po', spero che di avervi dato con Robert un po', no, di idee e di riflessioni, e poi comunque sapete dove trovarmi. Grazie. Grazie Marielena. La voce allo studio allora. Sì, grazie Robert, grazie Maria Elena, un applauso ovviamente, spero che arrivi a distanza e che vi arrivi, grazie anche per insomma sia la prima parte che le sollecitazioni che poi sono arrivate sul tema dell'innovazione. Chiamo adesso invece qua a Stefano Sedda, che è Bats, sì, che è Bats. Questo non sì, funziona. Esatto, che è il suo marchio che è Brain Available at your service. Esatto, è una dichiarazione di intenti. Prego. È una dichiarazione di intenti. No, io, intanto, visto che siamo qua, tengo a sottolineare che ho 2 vite. Dal 2011 mi occupo di consulenza, formazione e coaching. Prima invece lavoravo in azienda, e una di queste aziende dove ho lavorato per 8 anni su 20 era qua a fianco, era Meridiana, quindi ho passato molta parte del mio tempo nel turismo. Oltre a Meridiana poi ho fatto anche i grandi dell'epoca, Alpitour e Viaggi del Ventaglio. Di cosa voglio parlare io? Ah, aspetta, mi mettete le slide? Allora, intanto che arrivano le slide, coglievo lo spunto che è stato appena dato, e io no, però posso vederle anch'io?
Perfetto, lo spunto che è stato appena dato, no? Cos'è l'innovazione? L'innovazione è miglioramento, ma perché vogliamo sempre migliorare? Ve lo siete mai chiesti? A volte faccio questa domanda in azienda, no? Qual è il valore principale di un'azienda? E tutti mi parlano di qualità, di innovazione, tutto vero, ma a cosa servono queste cose? Noi siamo esseri biologici e le organizzazioni sono composte di esseri biologici e quindi qual è il valore principale se non la continuità? Cioè noi esistiamo e vogliamo continuare a esistere, quindi l'innovazione è il modo migliore per aumentare la nostra possibilità di essere continui. E quindi di questo volevo parlare oggi. Oggi si è parlato di tante cose riferite alle start-up, mi è stato chiesto di provare a esplorare un punto. Ma cos'è che regge le start-up? Qua vediamo due parole, no? Innovare e sostenere. Allora, l'innovazione va sostenuta, la sostenibilità è figlia dell'innovazione. Ma queste due parole possono essere scatole vuote se, o meglio, da cosa sono sostenute? Io ho bisogno dell'energia. Quindi ogni persona ha bisogno di energia per andare avanti. Quindi l'innovazione, per poter arrivare alla fine, per poter diventare realtà, per poter contribuire alla continuità, al miglioramento della vita, deve essere supportata da energia. E che cos'è l'energia? Perché molte volte, io poi tra l'altro come le due persone di prima sono ingegnere, quindi al concetto di energia non do un contenuto particolare. Per me l'energia è la voglia di, quindi io ho energia se ho voglia di. E le energie, qua io parto dalla teoria della bioenergetica di Alexander Lowen, che ci dice che noi abbiamo la nostra energia, quindi la nostra voglia di, è composta da tante dimensioni. Ne ho prese 3, nel mio lavoro di formazione di coaching ne uso 3, e sono l'energia del pensiero, quindi io posso avere la voglia di pensare o pensando mi viene energia, l'energia dell'emozione, ed è questo il contenuto del mio intervento, che sarà diviso da una piccola parte teorica e poi vi fornirò degli strumenti che nella mia attività di coaching ormai decennale, questo vuol dire che sono vecchio, ho maturato, e alla fine l'energia dell'azione. E questo, quando parliamo di innovazione, spesso noi ci fermiamo sulla prima e l'ultima, perché è molto facile, l'abbiamo pensato oggi, collegare l'innovazione a un'idea. Quindi posso avere la voglia di continuare se vedo che la mia startup, che la mia innovazione è una bella idea. Trovo molte persone che mi confermano che è una bella idea. È un'idea che migliora la vita delle persone. Quindi da questo pilastro sicuramente traggo una grossa fonte di energia. Sicuramente una grossa fonte di energia è nel terzo passaggio, che è quello di trasformare quello che è il mio pensiero, che può essere immaginifico o razionale, di trasformarlo in un business plan, in un prototipo, comunque in un piano d'azione, addirittura a volte in un'azione stessa. Qual è la vera differenza? È la parte di emozione. Qua io sono un maniaco delle serie TV, perché secondo me le serie TV ci raccontano velocemente delle storie. Ho preso 2 storie che sono una su Apple TV e l'altra su Netflix, che vi consiglio. Una è la storia di Playlist, la storia di Spotify, e l'altra è We Crashed, che è la storia che non conoscevo di Adam Neumann, che è quello che ha creato questa startup del lavoro condiviso, WeWork. E in tutte e 2 le serie sono molto interessanti, al di là di quello che del gusto che noi abbiamo, però sono molto interessanti perché raccontano in modo molto dettagliato il percorso di queste 2 innovazioni. Spotify, che penso tutti conosciate, e WeWork, che non conoscevo. E in entrambi i casi si vede che quello che ha fatto la differenza, che ha permesso a queste persone, no? Daniel Ek e Martin Lawrence per Spotify, Adam Neumann per WeWork, quello che ha permesso, e lo si vede, per quello mi piacciono queste 2 serie, perché uno le vive veramente, perché entra nella vita di queste persone, quello che ha permesso di arrivare al successo è stata la capacità che queste 3 persone, 2 per Spotify e
e una per WeWork, avevano di attrarre gli altri. Ma come attraggo gli altri? Vi siete mai chiesto come mai una persona è più attrattiva di altre? Il nostro cervello, io non sono un esperto, come dicevo sono ingegnere, quindi lontano dalle neuroscienze, però prendo i pezzi di neuroscienze che sono più facilmente comprensibili. Il nostro cervello, quando si trova ad avere a che fare col positivo, fa meno fatica. E quindi noi siamo attratti dalle persone che ci aiutano a fare meno fatica, sempre per il tema della continuità. Siccome noi vogliamo vivere il più a lungo possibile, meno fatica facciamo, più abbiamo possibilità di vivere. E il nostro cervello entra in un'area molto più agevole, dove fa meno fatica e lavora meglio, quando trova della positività. Ma la positività non è gratis. La positività costa molta fatica. Ed è questo che vi voglio dire io, no? Va benissimo l'idea, senza l'idea non vado da nessuna parte. Va benissimo poi tutto quello che viene a valle, perché rende concreto la mia idea, ma quello che io non devo mai perdere di vista è la mia capacità di continuare ad alimentare la mia energia emotiva. E oggi abbiamo parlato, più volte è stata citata questa differenza, no? Tra le tante definizioni che segnano la differenza tra resilienza e antifragilità, io ne prendo una che è dell'inventore, di uno degli inventori, che è Nassim Taleb, lo stesso che ha scritto il Cigno Nero, che dice un vetro che è resiliente semplicemente non si rompe. Quindi risponde alla pressione che gli viene fatta dall'esterno non rompendosi. Ma oggi più volte abbiamo detto, l'ha detto anche Nicola prima, non ci basta non rompersi, perché se non mi rompo non ho nessun carattere distintivo. Chi non si rompe è uno dei tanti che resiste. Quello che conta è il vetro che utilizza la pressione che riceve dall'esterno per trasformarsi e quindi diventa un diamante. Quindi la differenza tra resilienza e antifragilità è la capacità di percorrere, parlava prima di serendipity, no? Molte cose arrivano durante, Telmo Pievani, che è un filosofo della scienza, dice che noi stessi siamo un esempio, uno scherzo della natura, perché siamo una combinazione di eventi. L'innovazione avviene lungo il percorso. Ecco, lungo questo percorso io devo essere antifragile, devo essere in grado di catturare tutte le pressioni che mi vengono da fuori per trasformarle in energia positiva. Perché? Perché devo attrarre le persone, devo sostenere me e attrarre le persone. E antifragilità, se noi andiamo a vedere sempre secondo Taleb che cosa vuol dire antifragilità sono 4 passaggi. Il primo è adattamento proattivo, cogliere i vantaggi del cambiamento, e questo, se volete, è facile. Faccio un'idea, la descrivo a parole, la descrivo anche magari in modo più dettagliato possibile, e quindi è abbastanza immediato cogliere i vantaggi del cambiamento positivo che l'innovazione mi porta, anche perché se no non va avanti, quindi questo è un passaggio sine qua non. Ma gli altri 3 passaggi per diventare antifragile e non solo resilienti sono tutti relativi alla gestione delle proprie emozioni. L'agilità emotiva, cioè mettere le emozioni in campo, la distruttività consapevole, quindi essere anche in grado, essere anche emotivamente stabili, che ci permettono di usare quello che gli alchimisti dicevano essere la ricetta di ogni trasformazione. Tengo, distruggo, creo. Vuol dire che quando ho un'innovazione sicuramente devo fare qualcosa di nuovo, ma devo stare molto attento a non perdere. Immaginate lo smartphone. Se lo smartphone non avesse telefonato, non fosse stato in grado di telefonare bene, non l'avremmo usato. Quindi in ogni innovazione io devo comprendere anche quello che devo tenere, e per sapere quello che devo tenere devo essere continuamente lucido. Io non ho i minuti, quanto mi manca? Perfetto, sono quasi giusto a metà. E distruttività consapevole è l'ultima evoluzione agonistica, buttarmi a capofitto in tutte le sfide. Quindi vedete che adesso sto sintetizzando in un minuto una teoria che Taleb ha preso tanto e dove potremmo tenere una giornata sull'antifragilità, però quello che mi interessava farvi vedere è che
per diventare antifragile, quindi innovare, diventando un diamante, quindi portando le persone a, con la mia innovazione sarai un diamante, non semplicemente un vetro che non si rompe, 3 caratteristiche su 4 sono relative alle emozioni. E quindi conferma quello che mi disse un business angel una volta, che mi disse: io quando devo fare un investimento, sarà soggettivo o meno, però i soldi sono suoi, lui fa quello che vuole, lui mi ha detto: io guardo 45% del peso della mia valutazione alla forza del team, 45% la scalabilità e solo 10% l'idea. Perché sottolineo questo? Perché la forza del team e la scalabilità sono ancora una volta formate da 2 fattori. Uno è la capacità, che posso costruirmi studiando, facendo esperienza, ma l'altra è la volontà, è prodotto, perché se io ho capacità più volontà, significa che se ho solo una delle 2 ho qualcosa, invece è un prodotto, non una somma. Devo avere sia le capacità, ma sia devo avere la volontà. E la volontà, converrete con me, altro non è che la capacità di trarre energia dalle proprie emozioni. Perché se io non riesco a entrare in un'area di emozioni positive, la volontà è la prima cosa che perdo. E quindi qua ho citato la bioenergetica, e quindi quando parliamo di emozioni, quando parliamo di capacità di attrarre le persone, la bioenergetica Alexander Lowen fa un esempio molto, molto semplice ma molto, secondo me, efficace. No? Dice: le persone le possiamo dividere in 2 categorie, quelle needy e non needy. Le needy, immaginiamo un castello di carte. No? Il castello di carte vuol dire che io, per essere stabile, per avere la mia capacità di stare in equilibrio, di avere la mia armonia, mi appoggio su qualcun altro. E quindi vuol dire che riesco sì a produrre un equilibrio, una stabilità, ma ho bisogno della compensazione di qualcun altro. Ho un castello di carte, perché cosa vuol dire? Che io sto delegando ad altri la mia capacità di essere grounded, di essere in equilibrio, perché se l'altro perde l'equilibrio lo perdo anch'io. Lowen dice: l'altra parte delle persone le posso paragonare invece a una colonna. Le colonne stanno insieme negli edifici, ma ogni colonna è autoportante. Quindi le persone not needy sono quelle persone che, a prescindere dagli altri, che non delegano l'equilibrio agli altri. E quindi quando ho una startup, la prima osservazione che mi è stata fatta, ho detto: attento che le startup sono sempre in gruppo. Ho detto: peggio mi sento, perché soprattutto quando siamo in gruppo, un gruppo funziona se i singoli sono stabili. Io non potrò mai avere un gruppo si aiuta, si compensa, ma l'aiuto che si danno i gruppi a vicenda sono tutti funzionali a incrementare l'equilibrio di ogni singola componente del gruppo. I gruppi sono come gli edifici. Gli edifici non sono fatti da colonne che hanno bisogno delle altre colonne per stare in piedi. Gli edifici che diventano opere d'arte sono edifici che sono composti da singole parti che sanno stare in piedi. E qua vado velocemente alla parte di cosa faccio, come faccio a conoscere le mie emozioni. No? Quindi qua, scusate se andrò veloce, però mi premeva portarvi a vedere un po' gli strumenti. Intanto, per continuare a essere non needy, io devo continuare a dire: intanto devo sapere che io, soprattutto in un processo di innovazione, questo in generale nella vita, ma soprattutto in un processo di innovazione, io andrò incontro a un'altalena emotiva e quindi devo saperlo e non c'è nessun problema, devo avere la capacità e il coraggio di dire: ok, avrò dei momenti up e dei momenti down, devo conoscermi bene e quindi devo sapere un attimo prima che la mia emozione negativa stia esplodendo in me, stia dando gli esiti che un'emozione negativa dà, ma anche un'emozione positiva, perché l'euforia è un'emozione positiva, ma l'euforia mi falsa comunque la lucidità. Quindi io devo conoscermi bene e sapere qual è l'emozione che sta crescendo in me in quel momento, perché solo conoscendola poi saprò gestirla. Allora lì io posso anche parlare con altri, condividere, chiedere consiglio ad altri, però nessuno potrà sostituirmi nella capacità di comprendere qual è l'emozione che sto provando in quel momento e che cosa mi sta portando questa emozione. Perché se mi porta euforia devo stare attento, perché tenderò a vedere tutto positivo. Se mi porta demotivazione tenderò a vedere tutto negativo. In realtà io devo vedere quello che avviene.
E questo che cosa vuol dire? Questo l'abbiamo già detto, che le emozioni positive attraggono, quindi la colonna che è stabile attrae altre persone perché dà l'idea di fare meno fatica. E quindi che strumenti posso avere? Beh, intanto vocabolario. La prima cosa che ho imparato in questi anni nel lavoro è che la capacità di condividere un linguaggio è importante. E quindi iniziamo a capire che cosa sono emozioni, cosa è sentimento, cosa è stato d'animo. Le emozioni ci vengono in modo spontaneo. Noi non possiamo, quando dicono non essere emotivo, è la più grande fesseria linguistica, pragmatica o semantica che si possa dire. Le emozioni sono biologicamente quello che ci fa vivere, perché le emozioni ci avvertono, mettono in moto una serie di azioni che ci permettono di sopravvivere. Quindi le emozioni nascono, io non posso negarle, posso solo gestirle. Diverso è il sentimento. Il sentimento, ripeto, non sono ingegnere, quindi sono ingegnere, parlo di cose di cui non sono grande esperto, però il sentimento invece è quello che viene sviluppato nel lobo prefrontale e è la percezione soggettiva delle emozioni. Lo stato d'animo poi è il sentimento che rimane nel tempo. Ecco, io devo agire lì, devo allenare me stesso a conoscere le mie emozioni e utilizzare il mio sistema cognitivo per stare sempre in un sentimento positivo. Io posso avere un'emozione di rabbia, di tristezza, di paura, che sono le 3 emozioni negative, la quarta famiglia è la gioia, ma fantastico, 7 minuti sono eterni, grazie. Quindi mi ridate, perfetto, grazie mille comunque. Ma è il sentimento che deve essere sempre positivo. E mentre l'emozione mi arriva e quello che arriva, sul sentimento sono io che posso intervenire, grazie alla capacità di conoscere me stesso e alla capacità e qua andiamo, una serie di domande, no? Nel coaching si chiamano domande potenti, sono le domande che sbloccano una riflessione, sono domande che attivano una riflessione, più che sbloccano sbloccano dei blocchi, mi viene da dire, ma attivano una riflessione. E alcune di queste domande potenti, proprio per iniziare ad andare verso l'area per allenarsi a essere nonnidi, è: che cosa significa sostenere me? Io di cosa ho bisogno per essere in equilibrio? Non esiste una domanda valida per tutti. Chi vi dà istruzioni o ricette per essere in equilibrio vi sta rubando i soldi. Ognuno ha un proprio modo di essere in equilibrio. Quello che è universale è il modo per conoscerlo, quindi prendersi del tempo e conoscersi. Quali sono i miei bisogni? Perché anche qua ogni tanto noi siamo presi dallo spirito di abnegazione. Perché secondo voi il mondo, questa è una cosa che ogni tanto mi fa pensare, perché secondo voi il mondo è entrato verso quest'area del well-being? Si parla di well-being, del benessere, le aziende si stanno molto interessando al benessere delle persone. Perché? Sempre per il tema della continuità. Perché una persona deve comprendere di cosa ha bisogno. Andare avanti senza soddisfare le proprie necessità, senza soddisfare quello che vado avanti e poi ritorno indietro, quello che Lowen ha scritto, insisto su Lowen, ma è un grande, Alexander Lowen, nel libro Il piacere, che distingue per Lowen il divertimento è quello che possiamo trovare saltando in discoteca, il piacere invece è quello che ci rende continui. Io entro nella mia area di piacere ogni volta che sento che sto facendo qualcosa per la mia continuità. E quindi il comprendere qual è la mia area del piacere ci riporta al tema della sostenibilità. Quindi di cosa ho bisogno io per stare in quest'area del piacere? Quali sono le conseguenze che hanno le mie emozioni sugli altri? Perché stiamo parlando comunque di start-up, stiamo parlando di qualcosa che non è mai in solitaria. E quindi qua, non so se avete mai sentito parlare, ecco adesso mi sfugge il nome, dell'esploratore dell'Antartide, la vicenda, come? Shackleton, esatto, la vicenda di Shackleton è interessantissima, trovate un sacco di video, c'è anche un bellissimo video dell'Harvard Business School su Shackleton, che racconta di come lui, per sopravvivere in quella difficoltà, per sopravvivere col team,
si è messo nell'ottica di gestire le emozioni. Lui ha gestito solo le emozioni. Poi la serendipity l'ha portato a trovare il modo per uscire da quella situazione, ma lui è riuscito a sostenere il team e sostenere se stesso il tempo necessario per arrivare al successo, gestendo le emozioni man mano che venivano fuori. Quindi perché lui sapeva più di altri quali sono le conseguenze che le mie emozioni creano sugli altri e quali sono le conseguenze che mi provocano gli altri. Quindi la capacità di stare in me. E qua io vi ho lasciato, dovrei aver finito se non erro, 3 minuti, e qua vi ho lasciato l'esempio di quello che potrebbe essere un diario emotivo. E questa cosa qua è una cosa che nella mia esperienza di coach è potentissima, perché porta le persone a capire che tutto sanno di loro stessi tranne le loro emozioni. Perché quando io chiedo con qualcuno di dire fatti un diario che ti porta 2 minuti al giorno, perché non devi pensare tanto, devi semplicemente metterti ogni giorno e scrivere e compilare alcune di queste caselle. Beh, la prima linea è intanto iniziamo a capire cosa sono le emozioni, quindi ne trovate tanto, non guardate il film Inside Out perché è assolutamente distorcente rispetto al vocabolario delle emozioni, ma quello che ormai su quale tutti convergono è che ci sono 4 famiglie, dicevo paura, rabbia, gioia e tristezza, all'interno ci sono le sfumature. Quindi se io ogni giorno mi dico oggi, in questa giornata, qual è la macro famiglia di emozioni che più mi ha segnato, e me lo segno e me lo scrivo. Da cosa è stata determinata questo giorno? Che cosa è successo con quell'emozione? Poi questo è solo un esempio, ognuno si faccia il proprio diario, che deve arrivare a dire ok, io in 2 minuti devo segnare ogni giorno qual è stata l'emozione predominante e i motivi che l'hanno attivata e che cosa è successo dopo. E qual è la cosa potentissima che ogni coach che fa questo esercizio mi racconta? Mi dice, non avevo mai idea, pensavo di essere sempre arrabbiato, invece vedendo l'ultimo mese quante volte sono stato felice, ho cambiato la percezione di me. O viceversa, perché non è solo quello. Quindi uno strumento è quello di costruire un proprio diario dell'emozione che deve durare 2 minuti al giorno. Perché insisto sui 2 minuti? Perché se dura già 3 non lo farete mai più. Se dura 2 lo fate. Altre domande. Il self-awareness, il walk around. 8 anni di meridiana, mi rimane un po' il gergo dell'aviazione. E il walk around vuol dire chiedersi che cosa sono, che cosa devo smettere, che cosa devo iniziare. Continuare a chiederselo, perché è rolling. Perché quello che penso oggi probabilmente domani non è più valido. Self-confidence, lo dicevamo prima, no? Per stare nella mia area del piacere, chiederlo e segnarmelo. L'altro giorno ho letto una statistica che parlava di... sono andato a un webinar dove facevano vedere una statistica che parlava di tutt'altro, ma il concetto è che la differenza tra le persone che esplicitano una cosa e quelle che non la esplicitano è di 7-3, nel senso che il 70% delle persone che esplicitano una cosa la raggiungono, quelle che non la esplicitano la raggiungono nella misura del 30%. Quindi lo scrivere queste cose, il dirlo con qualcuno, lo scriverlo con se stesso, sicuramente fa la differenza. Quindi è l'ultima, la self-challenge. Quali sono le sfide con me stesso che mi aspettano? Di cosa ho e avrò bisogno? Quindi quando io inizio un'innovazione, è la stessa cosa di quando noi iniziamo i processi di trasformazione in un'azienda. Quando un team inizia i processi di trasformazione in un'azienda, noi passiamo dei giorni a fargli immaginare come sarà la curva, quando proverete emozioni positive e quando negative. Poi magari non avviene così, ma avere uno strumento è meglio che non averlo perché posso aggiornarlo. Quindi decidere prima, definire prima quali sono le sfide, cosa mi servirà per superarle, sicuramente aumenta la possibilità che io queste sfide le superi. L'ultima cosa che l'innovazione, io ho fatto 2 maratone 15 kg fa, quindi avevo anche 15 kg nella mia vita, quello che
ancora una volta rinforza la necessità di conoscere le proprie emozioni, perché il percorso dell'innovazione è come una maratona che è fatta di 42.195 metri. Credetemi, ne ho fatte 2, anche l'ultimo metro è mortale, chi ha fatto una maratona lo sa. L'innovazione è lo stesso e devo vivere ogni metro. Non c'è un metro che io posso trascurare, quindi il tema delle proprie emozioni è un tema che deve costantemente seguirmi, ma io mi butto, mi anestetizzo rispetto alle mie emozioni, non funzioniamo così. La seconda parte che assimila il percorso di innovazione con la maratona è che io ho 3 dimensioni, il next, cioè non cosa avviene domani, ma cosa avviene il prossimo anno, lo devo incrociare con quello che avviene il prossimo mese e lo devo incrociare con oggi. Ci si allena tutti assieme e condividiamo le nostre emozioni, ma poi il tema delle emozioni è un fatto individuale. E l'ultima cosa è che il percorso, per chi ha fatto una maratona, quanti di voi hanno fatto una maratona? Nessuno? Comunque chi l'ha fatta sa che la parte più dura non è la maratona, è l'allenamento. È stare 6 mesi con l'idea di faticare. Quindi la parte più dura dell'innovazione non è alla fine quando vincerò, è tutto il percorso. Ultima cosa, ve lo dico, un pollo e un maiale si incontrano e dicono facciamo un ristorante assieme, il pollo dice fantastico, come lo chiamiamo? Il pollo dice bacon and eggs, il maiale dice col cavolo. Perché? Perché tu sei coinvolto, io sono totalmente committed. Quindi il tema delle emozioni deve essere un tema committed. Se lo faccio in modo superficiale, sono un pollo che tutto sommato non entrerò nel ristorante, quell'altro invece oltre a entrarci ci rimane. Ho finito. Grazie. Scusate, ho corso, ma mi hanno disegnato così. Grazie Stefano. Grazie, adesso proseguiamo sull'onda delle emozioni con un altro momento utile e anche emozionante, perché no, abbiamo con noi il responsabile dell'ASPAL, dell'ufficio per l'impiego di Olbia, Sergio Arnaud. Sergio, grazie per essere con noi e ci aspetta un momento, sì, di qua. Sì. Ci aspetta un momento molto interessante, perché ancora una volta abbiamo parlato emozioni, opportunità, fondi disponibili per l'innovazione che ci lega, e l'ASPAL è portatore di opportunità, grandi opportunità. In 2 parole, che cos'è ASPAL, il vostro lavoro, per poi entrare su tutti quegli elementi che possono accompagnare i futuri start-upper e anche le imprese. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo portare i saluti della nostra direttrice generale Maika Aversano, che oggi purtroppo per motivi istituzionali inderogabili non è potuta essere qui presente a questa giornata. E parliamo di ASPAL. ASPAL che cos'è? È un organismo, è un'agenzia che non è altro che un braccio operativo, un organismo tecnico della regione Sardegna per l'attivazione delle politiche attive del lavoro. Ma io vorrei anche parlare un attimino velocemente di quelli che sono fondamentalmente i due utenti che ASPAL, cioè con i suoi centri per l'impiego, va a contattare, che sono i cittadini, i classici cittadini che normalmente, se perdono il posto di lavoro, vengono da noi a iscriversi, a fare la scheda anagrafica, ma anche le aziende che cercano appunto dei lavoratori, cercano delle qualifiche professionali. E gli stessi cittadini che poi magari vorrebbero anche costituire un'impresa e quindi entrare nel mondo del lavoro, appunto costituendo un'impresa. In realtà, parlando di innovazione, poi diciamo, oltre, come dire, un respiro regionale che ASPAL ha, perché è presente un po' in tutti i territori, visto che ha una sede centrale a Cagliari, ma 40 centri per l'impiego presenti in tutta la regione, in realtà ha anche un respiro internazionale. E oggi si è dibattuto molto su 2 elementi che poi seguiranno molti dei progetti che segue ASPAL, tra i quali 2 importantissimi che sono Talent Up e Master and Back.
Due elementi come dire, che li racchiudono sono innanzitutto spingere sulla formazione delle persone, una formazione ad alti livelli. La seconda è quella, non mi viene mai il termine, però me lo sono scritto, è quella della contaminazione, cioè non stare fermi nel proprio territorio, ma come capita per Talent Up, che fondamentalmente è uno sviluppatore di imprese, cioè dà la possibilità delle imprese imprenditoriali, quindi delle future aziende, di sviluppare la propria idea imprenditoriale attraverso una formazione elevata già fatta qui in Sardegna, ma poi andando in luoghi, oggi si è parlato di Silicon Valley, come Silicon Valley, a contaminarsi e a continuare in dei siti di eccellenza, a continuare a formarsi e a sviluppare il proprio progetto di impresa, per poi tornare nel nostro territorio e mettere a frutto tutto ciò che si è imparato. Master Back chiaramente ha un'altra portata, non va a formare imprese, però va a formare in maniera elevata, in maniera qualificata giovani o comunque persone che vanno all'estero, si formano e poi tornano qua a restituire, come dire, la loro formazione. Ecco Sergio, sono due strumenti importanti, noi li abbiamo vissuti in ambito universitario, li abbiamo monitorati nel tempo, il Master Back in particolare ha dato la possibilità a molti dei nostri laureati di contaminarsi a livello internazionale e poi abbiamo visto dei percorsi di rientro, perché poi è questo il vantaggio, il master per la formazione all'estero e poi un rientro assistito nelle imprese, e lì però abbiamo notato un primo gap, ed è anche per questo che Aspal secondo me è un'agenzia innovativa per l'approccio che ha adesso, perché è riuscita a migliorare nel tempo alcuni strumenti rendendoli più attuali ma anche più utili per le imprese. Qui con noi abbiamo dei ragazzi che possono intraprendere un percorso che poi li vedrà protagonisti sia in Talent Up che in Aspal, ma abbiamo anche gli imprenditori che oltre che avviare un processo di formazione come un PhD che è disponibile per diversi tipi di clienti ormai, perché anche per noi sono clienti come università, però sanno che questi profili molto skillati, se dobbiamo usare un termine abusato, sono anche quelli che poi hanno difficoltà ad entrare all'interno delle aziende. E sarò ancora più preciso, abbiamo avuto dei casi in cui studenti formatisi anche nella Silicon Valley, rientrati poi qua in Sardegna e quindi disponibili per le imprese, non hanno trovato quel terreno fertile per mettere a disposizione le loro competenze su progetti di sviluppo, per due motivi sostanziali, perché in molte imprese mancava il progetto di sviluppo, cioè i ragazzi venivano integrati sulla quotidianità, ma non era quello il loro ruolo, si chiedeva loro di plasmarsi su realtà che rispetto alla formazione che avevano portato a casa non li vedevano protagonisti del processo. E poi l'altro caso invece è che delle volte avevamo delle ipotesi di sviluppo che però non erano settate sull'azienda, quindi era necessario creare nuove start-up. E allora lì abbiamo parlato più volte dei correttivi e in effetti Aspal ha provato anche tramite un'azione di scouting precisa di individuare imprese che avevano già dei progetti alla base in modo tale da creare un match perfetto. E ecco, allora da questo punto di vista Talent Up, il Master Back, poi però ci sono anche tanti altri strumenti, perché mi hanno colpito due cose, dei dati di alcune interviste sui quotidiani che ti hanno visto anche protagonista, in cui ricordavate il boom del mercato turistico del 2022 in termini di performance, ce lo ricordava anche Francesco Morandi stamattina, ma anche in termini di criticità legate alle risorse umane disponibili per sostenere queste performance. E lì hai dato dei dati interessanti, soprattutto in termini di gap. Sul mercato abbiamo un gap, anche quella è innovazione, perché ci rendiamo conto che anche quando un imprenditore prova ad essere un po' più innovativo, magari proponendo anche dei prodotti utili per allungare la stagione, poi magari ci viene a mancare la risorsa umana. Lì voi avete dei progetti che possono sostenere anche questi processi di ampliamento. Assolutamente sì, sì, ricordo che appunto... Allora, io ripeto sempre, una delle accuse, tra virgolette, che ci dicono, io adesso parlo come Aspal a livello territoriale, cioè di Centro per l'Impiego di Olbia, ci dicono ma voi siete Centro per l'Impiego, dovete dare impiego. In realtà quest'anno, adesso io non ho fatto, sono fermo al mese di ottobre, ma non ho fatto ancora, non abbiamo fatto bene i calcoli. Quest'anno noi credo che adesso siamo a circa 900 annunci di lavoro per circa 2000 profili ricercati, 2000 vacancy che abbiamo messo sul mercato. In realtà però il mismatching è veramente notevole, se ci sono imprenditori qua lo sanno benissimo, i giovani sicuramente ne parlano,
c'è un mismatching notevole dovuto anche delle volte al fatto che non trovi proprio quelle professionalità che mancano. E forse cioè, ci sono tanti settori, il settore del turismo comunque sicuramente è a corto di professionalità, mancano delle professionalità e delle volte però mancano anche delle, secondo me, mi parlo ai giovani, mancano anche come dire, delle competenze di base, come per esempio la conoscenza della lingua, di una lingua straniera chiaramente, l'inglese in generale. Per non parlare poi della conoscenza delle tecnologie o altre competenze. Oggi parliamo di turismo, però potrei parlare della nautica e siamo forse ancora più indietro. Si sta cercando di creare, o meglio, la Regione Sardegna ha attivato alcuni strumenti, uno sono quelle delle accademie aziendali, dove appunto le aziende possono cercare di formare le proprie maestranze, le proprie risorse umane direttamente nei luoghi di lavoro. Però penso anche ad altri progetti, come per esempio si parla anche di un polo formativo per la nautica, se ne sta parlando a livello regionale e questo sarebbe veramente molto interessante, avere, come dire, un ente, una cabina di regia che riesca a prendere quelle che sono le esigenze del territorio e trasformarle poi immediatamente in formazione, quindi in riduzione del gap, quindi in creazione di qualifiche per il territorio. E anche questo è un approccio innovativo, perché se ci pensi stiamo dicendo a ogni risorsa umana che l'innovazione nasce in capo ad ognuna delle risorse disponibili sul mercato, cioè vuol dire non ricerco il lavoro che mi viene offerto, ma provo a essere anche propositivo nel portare in azienda un'idea nuova, che è anche un'idea fatta di queste competenze. Abbiamo lavorato insieme sul progetto per il polo di eccellenza della nautica da Diporto e in effetti abbiamo visto che le imprese su questo hanno le idee chiare e hanno rilanciato proponendo delle figure professionali che mancano ed essendo anche disponibili nel valutarne di nuove. E ci ha colpito, perché abbiamo fatto alcuni incontri territoriali, un segnale molto forte. A volte dal territorio, da molti ragazzi, nascevano le idee del io vi proporrei di far questo perché mi sono documentato, ho visto che nella nautica ci sono nuovi modelli di sviluppo e a me piacerebbe appassionarmi, dandoci due assist importanti. Da un lato quali tipi di formazione proporre per creare queste nuove figure professionali e dall'altro dando un assist all'impresa che su quella nuova professionalità poteva costruire un processo di sviluppo. Da questo punto di vista avete portato avanti una nuova iniziativa che da poco è stata realizzata a Sassari, che è il Job Meeting, il Job Day territoriale. Esatto. Ci stiamo domandando un pochino come possiamo ridurre questo mismatching, cioè è vero che probabilmente una parte del mismatching è dovuto proprio alla mancanza delle qualifiche, però è anche vero che delle volte probabilmente essendoci un po' lanciati sulle piattaforme digitali, perché noi ormai lavoriamo su Borsa Lavoro, questo crea un po' di distanza sia tra il cittadino che si candida, ma anche all'azienda, crea anche dei problemi anche all'azienda che va a ricercare il candidato. Abbiamo provato quindi a fare un open day su Olbia dove abbiamo fondamentalmente portato 10 aziende, abbiamo fatto candidare i cittadini e abbiamo avuto veramente un bel successo, perché moltissime persone sono venute proprio per il fatto di poter parlare in maniera diretta con l'azienda. Faremo una replica di quello che poi in piccolo sarà quello che è il Sardinia Job Day, International Job Meeting fatto a Cagliari, lo faremo anche territorialmente, lo faremo a Olbia, presumibilmente nel mese di febbraio nell'aeroporto, dovrebbe essere qua nell'aeroporto, appunto dove faremo un open day con le aziende della nautica e del turismo, per cercare di far fare un migliore incontro possibile tra domanda e offerta di lavoro sul territorio. Forse Sergio converrebbe anche, proprio per le ultime battute di questo incontro interessante, ricordando a tutti che l'ASPAL è costantemente a disposizione del mercato, quindi vi possono raggiungere sia fisicamente nelle vostre sedi territoriali, iniziamo da Olbia per poi arrivare nelle altre sedi della regione Sardegna, ma anche online, perché avete tutti i canali attivi sia sui social
che via mail. Forse una scommessa in occasione di questi Job Day potrebbe essere anche chiedere a chi è portatore di un'idea, perché a volte anche nelle interviste, quando chiediamo ai potenziali start-upper, quindi hanno un'idea, la devono strutturare, gli chiediamo quali sono le criticità che pensano di incontrare nel loro percorso. Il più delle volte ci dicono: non sono sicuro di poter trovare risorse umane che mi aiutino a sviluppare il processo. Allora forse potremmo anche prevenire alcuni percorsi, cioè potremmo chiedere ai futuri start-upper, intendendo per tali chi ha già un'idea e la vuole portare sul mercato, di presentarsi a questi incontri e magari di prepararli proprio con loro per chiedere e per far presente quali sono le risorse umane mancanti, perché servono delle competenze specifiche, e quindi vedere anche a livello potenziale quanti sono interessati sul mercato a livello di Job Day a contaminarsi con quell'esperienza. Cioè, anziché rincorrere sempre a richiesta dell'impresa, che è un classico del Job Day, noi arriviamo con le imprese del turismo che ci richiedono, banalizzo, perdonatemi, però obiettivamente ci vengono richieste molte volte, anche quando organizziamo come università, figure di base, che siano anche nel digital marketing, receptionist, piuttosto che tutto il personale di sala, tutto il personale di cucina. Magari potremmo andare un po' oltre, cioè fare in modo che gli start-up ci suggeriscano quali sono i profili necessari per avviare le loro imprese, e allora a questo punto il Job Day diventa anche un incontro sulle prospettive future, dove ragazzi possiamo dire: bene, oggi offriamo questo, ma ci piacerebbe anche capire il vostro interesse per queste nuove figure, quindi abbinarci agli altri progetti che porta avanti l'ASPAL sulla formazione, per guardare avanti. Forse questo è il vero spirito innovativo che dovrebbe contraddistinguere il mercato del lavoro. Non più soltanto quello che ci serve oggi per lavorare, ma anche quello che ci manca per sviluppare le nuove start-up. Assolutamente sì. Beh, quando parliamo di contaminazione, oggi ci siamo contaminati, perché io ho sentito veramente delle bellissime cose, ogni intervento è stato una contaminazione, devo dire, credo che ognuno dei partecipanti ha portato veramente qualcosa e ci ha lasciato qualcosa. Noi sì, come centri per l'impiego abbiamo anche uno sportello dedicato proprio alla creazione di impresa. Non alla creazione di imprese in senso assoluto, perché il nostro obiettivo non è creare le imprese di per sé, siamo un ente pubblico, quindi abbiamo diciamo così, un interesse pubblico da portare avanti, ma l'interesse è quello proprio di far scoprire alle persone, di far rendere coscienti alle persone di che cosa vuol dire aprire un'impresa. E oggi ne è stato parlato, perché non è solo dire adesso apro, domani apro guadagno così e cos'ha. Bisogna un po' studiarsi il mercato, bisogna sapere dove andare a prendere le risorse, perché spesso e volentieri magari si chiamano le famiglie dietro e si fa caricare le famiglie di impegni importanti. Ecco, noi appunto siamo partner con Invitalia per quanto riguarda il programma Resto al Sud, e prossimamente, ma lo scopriremo strada facendo, ma abbiamo firmato da poco un accordo col Comune di Olbia e col CIPNES per fare un annuncio che sarà un progetto pilota sul territorio, dove il Comune fondamentalmente cerca di indirizzare, di far localizzare le imprese a Olbia, chiaramente imprese di alcuni settori, in alcuni particolari appunto settori. Questo sarà un progetto innovativo, anche questo, che spero possa essere davvero un progetto pilota che vada poi a essere replicato un po' in tutti i comuni in Sardegna, ma anche tutti i comuni che sono interessati dal Resto al Sud, perché sarà legato al Resto al Sud. Ma bene, non posso dire altro su questo. Quindi Sergio, aspettando di avere novità su questi nuovi progetti e rimandando tutti all'appuntamento del mese di febbraio per il Job Day ad Olbia, sono sicuro che l'ASPAL continuerà a fare la sua parte, e tutti sanno ancora una volta che voi ci siete per supportare questi processi di innovazione. Grazie. A voi. E adesso abbiamo uno dei momenti clou della giornata, perché abbiamo parlato di innovazione, abbiamo toccato più volte il tema delle start-up, e adesso saranno le start-up a raccontarci il loro percorso. Allora chiamo la professoressa Francesca Cabido, docente di business management dell'Università di Cagliari, nostro partner in questo importante momento, per presentare, Francesca, non soltanto le start-up ma anche qualcosa a loro dedicato. Sono tutti per te. Grazie. Allora, colgo l'occasione prima di tutto per ringraziare Antonio Usai, Lucio Murru e Gianfranco Fancello per avermi invitato in questo evento.
è stato uno stimoli che vi sono stati dati in questa giornata, ma in generale in tutti i percorsi di formazione, possiamo sperare veramente in un futuro più forte e più roseo anche per la Sardegna, e diciamo ci mettiamo un po' nelle vostre mani. Stasera questo è un momento particolare perché Sardinia Tourism Call for Action ha deciso in questa sesta edizione di inserire un elemento innovativo che è proprio la premiazione dedicata a delle start-up che operano sia a livello nazionale che locale e che si sono distinte proprio per la loro grande capacità creativa, innovativa e tecnologica. Vedrete che sono tutte start-up che operano in settori completamente diversi, ma tutte si caratterizzano per la forte innovatività e per la loro capacità anche in termini trasversali di contribuire al turismo. Queste start-up sono diverse, vi dicevo, con caratteristiche completamente diverse. Ve li dico velocemente, ma poi chiederò alle start-up di fare loro la presentazione, perché chiaramente è interessante sentire dalla loro voce che cosa hanno da raccontare e qual è soprattutto la value proposition che si propongono di presentare nel mercato. Però abbiamo una start-up con la start-up Camilla Mameli che si chiama Anda, e questo è un tour operator online che si basa sul concetto di forest therapy, ma ci racconterà lei quali sono le caratteristiche fondamentali. Poi abbiamo la startup di Simone Russo che è Imodrone, che questa è un'innovazione molto caratterizzata dalla tecnologia, perché è legata ai droni, al mercato immobiliare, turistico aziendale, in generale riesce a raggruppare tante cose in un'unica startup. Poi abbiamo Leopoldo Casti con Abba Blue, che è una startup che si occupa fondamentalmente di acqua di mare purificata. Anche questo è molto interessante, ci racconterà lui come effettivamente questa realtà riesce a dare valore al nostro territorio. E infine, ma non la meno importante, abbiamo Silvia Pugeddu con Rive Fortù, che si occupa di una startup legata al rivestimento antimicrobico per superfici. Immaginate l'importanza che questa startup ha avuto nel periodo del Covid. Ora chiederei ai vari startup di presentarsi, non so se sono già, c'è qualcuno collegato o qualcuno è in sala. E farei iniziare forse Simone Russo con Imodrone. Non so se hai la... Ah sì, c'è la presentazione qua. A schermo intero se è possibile? Se mi dici cosa fare, ci penso. Avete presente quando 20-30 anni fa guardavamo i film di fantascienza e vedevamo un mondo popolato da robot e macchine volanti? Bene, questa visione futuristica del mondo è oggi realtà col mondo dei droni, che in fondo non sono nient'altro che dei robot volanti che con 4 semplici eliche ci aprono nuovi orizzonti, ci permettono di compiere azioni una volta impensabili o troppo costose da fare con gli elicotteri. Ed è per sfruttare questa innovazione che nasce Imodrone nel 2015 ed è una startup innovativa, oggi diventata azienda innovativa, che si fonda su 3 tecnologie: il mondo dei droni, il mondo dell'intelligenza artificiale e i big data, a supporto del turismo per fare marketing per hotel e turismo per fare destination marketing. Noi ci occupiamo di agevolare la disintermediazione delle OTA, incrementare l'occupancy delle strutture, aumentare l'ADR, il ricavo medio per camera, e soprattutto lavorare per attirare clienti alto spendenti, i famosi high net worth individuals.
E stessa cosa per le destinazioni, ci occupiamo della promozione del territorio attraverso droni e intelligenza artificiale, ci occupiamo di promuovere le esperienze, che sono ciò che attrae il cliente a vivere la vacanza, e per lo più siamo specializzati sempre nella clientela di fascia medio-alta. Imodrone come startup si fonda sul business model del marketplace, quindi siamo un po' l'Uber dei droni italiano. Noi non abbiamo assunto 1500 piloti, ma abbiamo un network di 1500 piloti iscritti, non abbiamo acquistato 1500 droni, ma abbiamo la disponibilità di 1500 droni sul territorio italiano che ci permettono di offrire un servizio di alta qualità con zero costi di trasferta in tutta Italia. E la formazione dei nostri piloti, vedo una platea anche abbastanza giovane, è fatta dentro il nostro campus di innovazione, o meglio il campus, il Piero Angela Innovation Campus, dove il pilota di drone in questa meravigliosa tenuta di 250 ettari riceve la formazione necessaria per trasformare la passione in un lavoro. Si prende la patente dell'ENAC e dell'EASA che gli permetterà poi di lavorare e di far parte del network. Guardate queste due foto, vi assicuro è la stessa identica proprietà, tra l'altro siamo qui vicini a Portocervo, e guardate come cambia alzandoci 10 metri da terra la prospettiva, come in una sola foto viene valorizzata l'architettura della villa, la piscina, il panorama sul golfo di Portocervo. Questo è il potere delle immagini, è il potere dei droni applicato al marketing immobiliare e al marketing turistico. E cosa otteniamo? Otteniamo più visualizzazioni tra virgolette gratuite, perché il tasso di engagement degli annunci pubblicitari che prevedono foto e video dal drone sono più cliccati. E il budget pubblicitario investito è esattamente lo stesso, ma l'utente si emoziona di più e quindi clicca di più e quindi aumentano anche le prenotazioni in ambito turistico. Questi sono dati assolutamente ufficiali, frutto delle statistiche degli ultimi 7 anni. Più 400% di views online, grazie alle foto da drone, rispetto allo stesso identica proprietà o allo stesso identico hotel, struttura turistica o destinazione senza foto da drone, e più 135% di prenotazioni in media. E noi quindi partiamo dal contenuto. Content is king, si dice nel marketing digitale. Noi cambiamo la prospettiva, valorizziamo i territori, le strutture ricettive attraverso immagini, video emozionali grazie al nostro network di piloti droni. Poi grazie a queste foto e video facciamo tutto il marketing digitale, distribuiamo sul web annunci pubblicitari e grazie a big data targetizziamo meglio l'utente e grazie all'intelligenza artificiale ottimizziamo meglio questi annunci 24 ore su 24 imparando dai dati. Il video è sicuramente lo strumento che più emoziona il viaggiatore. Questi sono dati ufficiali del report di Travel di Google, dati di Forbes, e scopriamo che il viaggiatore utilizza tantissimo il video per scegliere la propria destinazione, per informarsi, e è un motivo importantissimo, fino al 90%, che lo aiuta a prendere decisioni di acquisto. Vi lascio a un video. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. See me fly, you know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. Come avete potuto vedere, raccontare oggi una
Struttura turistica significa raccontare emozioni, significa raccontare esperienze, significa raccontare territori. E il resto lo fa la tecnologia. Noi gestiamo oltre 9.000 annunci pubblicitari ogni mese, grazie a un sistema di intelligenza artificiale che ci permette di colpire con molta più precisione le aspettative del cliente, quindi di personalizzare gli annunci pubblicitari. E riusciamo a targetizzare questo cliente e automatizzare le decisioni di acquisto attraverso Big Data. Ma entriamo nel dettaglio. Tutte le agenzie pubblicitarie oggigiorno, quando lanciano una campagna sul web, sui canali social, Facebook, Instagram, piuttosto che usano Google Ads, Google Display, utilizzano i dati forniti da queste piattaforme. I dati ci vanno a identificare la demografia del pubblico, quindi posso facilmente targetizzare un quarantenne che vive a Londra, posso evidenziare l'interesse di questo pubblico per il mare, per la Sardegna, per le vacanze, ma ciò che non riesco a fare è targetizzare il potere reddituale di questo pubblico. Perché? Perché noi abbiamo una media di 34 volte di connessione al giorno per utente e l'utente sogna. L'utente quando è in metropolitana piuttosto che sotto la scrivania al posto di lavoro, clicca, mette mi piace a Ferrari, mette mi piace a Louis Vuitton, mette mi piace all'Hotel 5 Stelle della Sardegna, ma non è detto che possa permettersi di acquistare quel bene. E quindi noi andiamo a incrociare degli indicatori reali di potere reddituale. Quindi noi andiamo a utilizzare dati di carte di credito, dati di servizi specifici per il mondo del lusso, i dati catastali, chi possiede, chi ha intestatario di un immobile da svariati milioni di euro è probabile che soggiornerà in un 5 Stelle. Chi possiede una casa in Italia da milioni di euro per le vacanze, piuttosto che quando viaggia si connette al wifi della lounge dell'aeroporto e viaggia in business o viaggia con un jet privato, è potenzialmente un cliente per una villa da 10 milioni in Costa Smeralda. Noi utilizziamo questi dati per targetizzare interessi latenti di questo pubblico e facciamo pubblicità. Facciamo una pubblicità molto più targetizzata. E poi viene la parte di creatività digitale. I nostri piloti di droni, i nostri registi, sceneggiatori realizzano contenuti, foto e video. E io per raccontare una struttura alberghiera piuttosto che raccontare il turismo in Costa Smeralda posso farlo in vari modi. Immaginiamo di dover realizzare un video da 60 secondi, un video emozionale che racconta, o ci prova perlomeno, a raccontare l'intera esperienza turistica. E il problema è che l'utente oggi sul web è estremamente veloce e in 2-3 secondi sceglie se guardare quel video su Facebook piuttosto che su un altro sito e non mi dà neanche il tempo di vedere quel video per un intero minuto. Allora noi cosa facciamo? Andiamo a testare, non so perché si è bloccato lo schermo, io lo vedo cambiare qua e non lo vedo cambiare alle mie spalle. Il sistema di machine learning, scusate la regia, lo schermo qui cambia, alle mie spalle non cambia. No. Ma nel frattempo provo a raccontare cos'è il machine learning. Noi lanciamo centinaia di annunci pubblicitari diversificati, la cui immagine di anteprima magari è un'immagine ampia da drone, la seconda immagine di anteprima è un'immagine emozionale con degli attori, la terza immagine racconta un'esperienza esclusiva, la quarta immagine racconta un dettaglio di lusso e dello stesso video. Okay? Poi vado a combinare queste 4 creatività iniziali su cui l'utente dovrebbe cliccare play con 3 titoli, 3 motivazioni di acquisto, 3 key selling point per scegliere il turismo in Costa Smeralda. E poi vado a differenziare queste decine di annunci pubblicitari che sono andato a creare artificialmente su differenti target di dati, i famosi big data che utilizzavamo prima. E lanciando, noi arriviamo a lanciare per ogni campagna fino a 250 annunci pubblicitari diversificati, lanciando questi annunci pubblicitari sulle varie piattaforme,
riesco a trovare quale annuncio funziona meglio su ogni target. Il sistema gestisce i budget pubblicitari per la diffusione su Facebook, Instagram, Google Display, YouTube, e troverà che il tasso di conversione, se metto una certa foto d'anteprima piuttosto che un certo titolo su un certo target, aumenta di conseguenza. E quindi ogni euro lo spenderò su un annuncio pubblicitario che ho la certezza matematica che funzioni meglio di un altro annuncio che contiene le stesse immagini simili o le stesse identiche immagini nello stesso video a 60 secondi, ma in quei 2 secondi, in quei 3 secondi prima del bounce rate dell'utente, riesco a catturare la sua attenzione e tenerlo incollato. E questo tipo di sistema di machine learning che imparano, sono algoritmi di intelligenza artificiale che imparano dai dati, fanno correlazioni di dati tra pubblico e creatività, porta un risultato del 50% in più a parità di budget investito. La tecnologia ci assiste? Si è frizzato anche questo adesso. Non cambia niente, vero, sullo schermo centrale? Quindi per me sono incognite assolute. Oh mio Dio, peggio di prima. Cerca di velocizzare, cioè magari racconti senza slide, andiamo più veloci. Racconto senza slide, sì, mi sa. Allora, va bene, provo a concludere, se nel frattempo la regia riesce per caso a risintonizzarlo sull'HDMI. Purtroppo mi sa di no. Quali sono i risultati? Su un hotel 5 stelle in Italia, al mare, abbiamo raddoppiato le prenotazioni sia rispetto al 2020 ma soprattutto rispetto al 2019. Prenotazioni dirette senza passare dalle OTA. E davanti all'aumento, al raddoppio delle prenotazioni, più 135% di prenotazioni, siamo riusciti a triplicare il fatturato generato da queste prenotazioni. Triplicare il fatturato significa lavorare su un ADR ovviamente più alto, lavorare su un'occupancy più elevata e significa inoltre che l'utente in media non sceglie la camera base ma sceglie la suite. Questo perché? Perché stiamo lavorando su un target di lusso, stiamo lavorando su quei big data, sul potere reddituale, e quindi il tasso di conversione del pubblico di lusso è mediamente molto molto più elevato, tanto da arrivare a più 280% di fatturato generato direttamente dal sito web. Questa stessa tecnologia si può applicare anche per le destinazioni turistiche. Ormai sono 2 anni che lavoriamo sul progetto Visit Torino, per esempio, insieme a Giuseppe Jarche è stato uno straordinario viaggio per la promozione turistica, dove abbiamo realizzato la parte di portale informativo, abbiamo realizzato l'app, abbiamo realizzato più di 1 migliaio di annunci pubblicitari e ovviamente ottimizzati con intelligenza artificiale e big data. Cosa abbiamo ottenuto? Io vado un po' a memoria, potrebbero essere circa 40 milioni di visualizzazioni. Okay. L'anno scorso in particolare mi ricordo che avevamo il primo obiettivo di almeno 1 milione di visualizzazioni dei nostri video, siamo arrivati a 29 milioni solo sull'anno scorso. Perché? Perché i nostri video venivano cliccati di più, perché era ottimizzazione statistica, okay? Al pubblico piacevano di più, e il nostro pubblico aveva un engagement più elevato. Abbiamo in media
3 volte tanto l'engagement rate rispetto alla concorrenza sul territorio, e ho avuto 800.000 atterraggi sulla pagina, condivisioni, commenti, like in questa campagna che è la somma delle campagne 2021-2022 da oltre 50 milioni di visualizzazioni. Va bene, concludo. La domanda alla fine, così diamo la possibilità di recuperare. Ovviamente ci sarebbe tanto altro da raccontare. Concludo magari con un video di 30 secondi, dura veramente 30 secondi, vi lascio andare avanti. Senza audio? Va bene. Ringrazio soprattutto T-Plus, che è il nostro partner per la Sardegna. Grazie per l'ospitalità, per l'invito e per il supporto. Per la presentazione, ci dispiace per i problemi tecnici, ma sei stato bravissimo comunque. Poi ti faremo delle domande per darti la possibilità di spiegare qualche dato che è sfuggito. Invece invito adesso Leopoldo Casti con Abba Blu. Vieni qua. Buonasera a tutti. Leopoldo, allora, è un piacere averti qua. La tua startup è molto interessante, già il nome è tutto un programma, poi il fatto che ti occupi di acqua di mare purificata ci incuriosisce tanto. Ti chiederei di raccontarci un pochino qual è la value proposition di questa startup, quali sono le sue caratteristiche e un po' qual è il suo elemento di innovazione, che già un po' si intuisce. Sì, buonasera a tutti. Sono Leopoldo Casti, appunto il titolare della Abba Blu SRL. Allora, Abba Blu nasce nel 2016 come startup innovativa. Si propone di filtrare e sterilizzare l'acqua di mare per un uso alimentare. Ahimè, non esiste in Italia una legge che ci permette di fare questo lavoro qui. Quindi è stata un'impresa, tenete presente che nasce nel 2016, ma la prima produzione avviene nel 2020. Quindi 4 anni di lunghe battaglie per avere concessioni, permessi e autorizzazioni varie. Nasce nel 2016, appunto la prima cosa che ci viene in mente è: si può prelevare l'acqua di mare per farne un uso alimentare? Non c'è una risposta, non c'è una risposta. Quindi abbiamo interpellato un nuovo studio legale per valutare questa fattibilità. Lo studio legale ci ha dato l'ok. Perché? Perché in Europa ci sono aziende che già lo fanno, quindi una volta che avevamo l'ok dallo studio legale siamo partiti spediti ad avviare l'impresa. Adesso, risolto i problemi legali di autorizzazioni, è subentrato il discorso della appunto, purificazione e sterilizzazione dell'acqua di mare. Anche lì non esiste un prodotto, un macchinario che ci permette di fare questo lavoro qui. Quindi abbiamo dovuto fare noi il macchinario per la filtrazione e la sterilizzazione dell'acqua di mare e brevettare il macchinario. Quindi il macchinario è brevettato da noi e anche questo traguardo l'abbiamo raggiunto, insomma. Una volta fatto questo, poi si è studiato allora tutto il discorso appunto del mercato, delle esigenze e via dicendo. Nasciamo, anche qui è stata veramente un'impresa, sembra una scalinata che non finisce più, però abbiamo visto poi la fine. Anche lì facciamo un business plan. Ok, è semplice fare un business plan. Su un prodotto che esiste, sì, su un prodotto che non esiste, soprattutto su un mercato che non esiste, bisogna improvvisare un po'. Però su un business plan non si può improvvisare più di tanto, quindi abbiamo fatto una serie di ricerche a livello mondiale, perché qui chiaramente in Europa c'erano 3 aziende forse che facevano questo lavoro qui, a livello mondiale ce ne saranno 6 o 7, quindi vai a spulciare, a controllare tutto quello che facevano tutti gli altri e si è visto insomma che c'era un mercato, insomma c'era un piccolo mercato, ma c'era.
E da lì quindi siamo partiti con il nostro business plan. I mercati di riferimento erano i mercati Oreca, DO, poi si sono aperti altri mercati che non conoscevamo manco noi, che sono quelli farmaceutici, cosmetici, acquariofilia e tanti altri mercati che appunto adesso stiamo usando e stiamo collaborando con questi mercati qui. E adesso siamo lì, stiamo crescendo, stiamo dando vita a diverse collaborazioni con diverse aziende anche locali. Quali sono i vostri partner principali? Adesso forse l'Itico Conserviero, quindi per esempio il tonno, questa azienda di Olbia appunto ha fatto il tonno il microfono. Il tonno all'acqua di mare di Sardegna, quindi per noi è stato un bel traguardo, nel senso che un prodotto sicuramente molto più salutare rispetto al tonno naturale, perché l'utilizzo dell'acqua di mare, a parte essere ricca di oligoelementi e di minerali, ha molto meno cloruro di sodio, però dà la stessa sapidità del sale raffinato, quindi diventa un prodotto iposodico, molto più sano e via dicendo. Poi l'altro settore che ci sta piacendo molto è quello della panificazione, quindi pane e pizza impastati con l'acqua di mare. Lì abbiamo un'azienda a Parma grossa che fanno pizze e pane a livello industriale, e in Puglia un'altra azienda simile. Tutto ciò che è salamoia, quindi aziende che fanno le olive con la nostra acqua di mare come acqua di governo. E poi se l'università ci aiuterà, vedremo di sperimentare anche la caseificazione, insomma ci sono diversi settori interessanti. Una curiosità, come nasce l'idea? Perché questa idea? Notti insonni. No, avevo sentito questa pubblicità alla radio tempo fa, che parlava di questo prodotto, di uno spray nasale che veniva prodotto in Liguria, quindi dal mare delle Cinque Terre, insomma, enfatizzavano parecchio il discorso di un mare limpido, pulito e via dicendo. Io, guarda caso, ero proprio in mare quando ho sentito quella pubblicità lì, dicevo, però cavoli, anche noi abbiamo un bel mare, no? Quindi la materia prima non ci manca sicuramente. E da lì poi, come tutti un po', presumo, gli imprenditori, la curiosità, si va a controllare, si va a vedere questa azienda cosa fa, cosa non fa. Ci si ragiona, si accende quella lampadina. Ma avevi in mente di risolvere un problema specifico quando ci hai pensato, o solo la pubblicità? No, forse era solo un mio cambiamento personale. Sì, sicuramente volevo cambiare una mia fase di lavoro personale, ecco, quello sì. Però no, era così, è nata la classica illuminazione. Sì. Molto interessante. Ora, quali sono i prossimi step? Dove vi state avviando? Questo viene visto giorno per giorno, ogni giorno ce n'è una nuova. I prossimi step sicuramente è appunto tutto il segmento itico, perché avevano fatto questo studio, praticamente l'università non mi ricordo che università fosse, adesso non voglio dire una bugia, sulla shelf life del pesce, su un banco pesce, quindi il classico banco pesce del market o del pescivendolo. Questo studio hanno provato che praticamente il bagnare il pesce con l'acqua di mare rispetto che il bagnarlo con l'acqua di rete tradizionale allunga la shelf life del pescato di 1 giorno e mezzo circa. Quindi questo è una cosa che mi ha fatto riaccesa quella lampadina lì, e quindi ho in mente alcune cose che, se vanno in porto, sicuramente sarà molto importante per il segmento ittico, ecco, questo sicuramente. Non svegliamo ancora cosa, perché quella lampadina è ancora accesa, bene, quindi devo ancora metterlo in piedi. Dai, scopriremo presto che cosa ci aspetta dalla vostra realtà. L'altro, adesso visto che oggi si parla prevalentemente di turismo, l'altra cosa che abbiamo fatto è appunto questo è un flaconcino spray,
appunto, che contiene acqua di mare, dove viene usato prevalentemente per la ristorazione, quindi da tavola, dove si va a mangiare magari il pesce crudo piuttosto che una tartare, piuttosto che l'insalata. Tornando al discorso che appunto è un prodotto iposodico rispetto al sale tradizionale, si va a insaporire direttamente la pietanza. Però io lo vedo molto bene, devo ancora presentarlo magari nel modo giusto, lo vedo molto bene anche nel discorso dell'ospitalità sarda, nel senso nella hotellery, no? Nel personalizzare un flacone così si permette anche la personalizzazione, e quindi dove io do un presente al turista, magari le diciamo, invece di portarti via la sabbia e le conchiglie, portati via l'acqua di mare che è qua pronta all'uso, no? Che effettivamente è ciò che tutti desidererebbero avere una volta che partono dalla anche Sardegna. Perché poi ne fanno anche un utilizzo sano. Ne fanno un utilizzo sano e anche fa un po' allungare la vacanza che si è trascorsa. Sicuramente, in Sardegna, sicuramente. No? Le ricorda sempre quella... Ti porti via un po' di Sardegna in qualche modo, in modo autorizzato. Senza fare danni. Senza fare danni. Mi sembra assolutamente... Acqua di mare ne abbiamo, gliela possiamo dare un po' di acqua di mare, questo c'è concesso. Mi sembra un bel messaggio, e mi sembra anche che dia degli stimoli interessanti anche per attività possibili, perché mi vengono in mente tante attività collegate che si potrebbero sviluppare, perché effettivamente tu hai preso in considerazione diversi ambiti, sì. Dalla ristorazione Ma è l'acqua di mare che è un prodotto molto trasversale, sì, non sembra, perché anche a me all'inizio dicevo, acqua di mare sì, poi con quella curiosità che molti di noi hanno, vanno a vedere e si accorgono che in effetti c'è una trasversalità di questo prodotto molto ampia. Sì, è molto interessante e vedo anche tantissimi risvolti nell'ambito turistico, però poi vi farò un po' la domanda generale a tutti quanti, perché sono curiosa di sapere qualcosa di più di tutte le vostre realtà. Ora non lo so, darei la parola agli altri due persone che sono collegate online. Vediamo se ce li abbiamo qua. Ce li ho su Zoom? Allora, dovremmo avere online Silvia Pugeddu di Re4Tu e Camilla Mameli di Anda. Così facciamo poi una chiacchierata con il team. Ok, vedo. Ok, mi sembra ci siete tutte e due. Vedo Camilla Mameli di Anda e anche Silvia Pugeddu. Chiederei, ciao, benvenute. Riuscite a sentirci? Ci vedete bene? Sì? Riuscite a vederla anche nello schermo? Sì, ok, perfetto. Allora chiederei a Camilla Mameli di iniziare a presentare Anda. Ci puoi raccontare un pochino questa attività legata al tour operator online e questo concetto di forest therapy che mi incuriosisce tanto, e poi darei la parola a Silvia. Ebbene, e nei tempi? I tempi avete, quanto tempo hanno? 5 minuti. Avete 5 minuti di tempo per presentare la vostra No, però startup. vedo che mi sentite in ritardo. Sì, c'è un po' di distanza, però dai. Puoi iniziare. Dunque, buongiorno a tutti. Sì, buongiorno a tutti, sono Camilla Mameli e la mia idea imprenditoriale è quella di Anda. La sto sviluppando all'interno di un progetto sovvenzionato dalla Regione Sardegna che si chiama Talent Up, per cui siamo appena tornati dagli Stati Uniti, dove l'abbiamo potuto sviluppare incontrando aziende con nomi importanti come Google e Microsoft. La mia azienda comunque vuole concentrarsi, almeno nella fase iniziale, in Sardegna. Parliamo di un tour operator online, come dicevate, basato sulla terapia forestale, forest therapy,
terapia naturale, ecoterapia, bagni, immersioni in foresta, ha tantissimi nomi. In realtà si tratta di un concetto di base che è giapponese, no, anni 70, per cui sono delle pratiche che permettono di assorbire meglio l'ambiente naturale che abbiamo attorno, concentrandosi sui sensi, con degli esercizi veri e propri. I più forse conosciuti potrebbero essere lo yoga, la meditazione, ma non soltanto. Infatti la nostra idea è quella di applicare un concetto così forse più buddista a quella che è la realtà sarda. Abbiamo tanta fortuna qui, c'è risorse naturali immense e soprattutto facciamo parte delle 5 Blue Zone, delle 5 zone blu. Per cui ai nostri clienti, soprattutto corporate, quindi di alto livello, alto spendenti, da quest'anno proporremo dei pacchetti che propongono attività basate proprio sulla terapia forestale. Questo potrebbe essere non molto diverso magari da semplici escursioni. In realtà ci sono sempre più ricerche, parliamo di numeri esponenziali in questo momento, che ci fanno capire quanto possa portare benefici questa pratica. Cioè parliamo di diminuzione della pressione, aiuta con la depressione, a dormire meglio, rafforza il sistema immunitario, anche con la ADHD. Insomma, scopriamo cose sempre nuove di un concetto che forse conosciamo tutti, perché tutti ci sentiamo meglio dopo una passeggiata nel verde. Quindi si tratta solo di guidare turisti, soprattutto internazionali, all'interno dell'ambiente sardo, sfruttando anche quelle che sono le piccole imprese sarde che mettono in comunicazione le persone con la natura. Sto pensando anche alla nostra produzione del sughero. Quello è comunque un rapporto simbiotico che abbiamo con la natura da tanti anni ed è solo uno dei centinaia di esempi che potrei fare. Grazie Camilla, hai usato anche meno del tempo che era previsto. Passiamo. Ci hanno fatto allenare su questo, avevamo 3 minuti. Il classico pitch. Va bene, Sì, esatto. Grazie, sei stata molto chiara e la tua idea è stata, cioè, sono riuscita a cogliere bene quali sono le opportunità e la value proposition della tua impresa. E dare la parola a Silvia Pugedo invece con Riforto. Salve. Buongiorno Silvia. Allora, scusate la location, ma siamo appena arrivati all'Aquila dove stiamo partecipando al Premio Nazionale per l'Innovazione dopo aver vinto la Startup in Sarda e quindi stiamo portando avanti, diciamo, la nostra idea imprenditoriale, che è appunto un rivestimento antimicrobico per tutte le superfici. Pensate per esempio quando andate nei bagni di un aeroporto, quando andate in qualsiasi centro commerciale. Pensate all'esperienza che avete avuto con la recente pandemia, ecco, se a suo tempo avessero potuto usare il nostro rivestimento non avremmo dovuto igienizzarci continuamente le mani quando toccavamo ogni superficie, portare i guanti e così via, perché non sarebbe stato possibile in nessun modo ammalarsi toccando una qualsiasi superficie. Cioè il nostro rivestimento non fa attecchire nessun tipo di virus, batterio, non attecchisce niente. Quindi questo porta a una diminuzione importante del numero di malattie che ci possono essere date dal contagio indiretto, cioè quando una persona che ha una malattia tocca una superficie, poi passa una persona dopo, ritocca la stessa superficie e si contagia. E il nostro prodotto in questo momento è nella fase finale, diciamo quasi pronto per essere commercializzato e quindi potrà aiutare moltissimo a livello mondiale, diciamo, la diffusione di numerose malattie su cui ancora non abbiamo degli strumenti di cura, o anche per esempio dei batteri che attualmente sono molto resistenti agli antibiotici. Quindi ci sono molte possibilità, diciamo. Qua con me ci sono anche una parte dei componenti del team, coloro che hanno partecipato a ideare, diciamo, il rivestimento e a ottenere il brevetto internazionale che portiamo avanti. Quindi già brevettato a livello internazionale, bravissimi. Avete già fatto un MVP, che cos'è? Uno spray o come sarà il prodotto?
cosa bella è che in realtà si può applicare in diversi modi, si può applicare sia a livello industriale quando si sta progettando una qualsiasi superficie, diciamo, come sta un prodotto, sia da mettere su prodotti già esistenti sotto forma di spray, spennellandolo, per immersione, ci sono diversi modi di applicazione. Ok, grazie, sei stata chiarissima, bellissima iniziativa. Allora adesso vi chiedo io qualcosa per sintetizzare un pochino le vostre 3 idee. Mi piacerebbe che tutte e 4 le start-up dicessero quali sono i 4 hashtag o anche 3 che possiamo utilizzare per sintetizzare le vostre idee. Se noi dovessimo veicolarlo via Instagram, la vostra startup, quali parole utilizzereste? Facciamo iniziare prima Simone, così avete tempo per pensarci. Simone si concentra soprattutto su questi concetti, quindi non può non rispondermi. Non ti colgo di sorpresa, sicuramente. Allora, 3 hashtag al volo. Sì. Drone, Drone. intelligenza artificiale e turismo. Perfetto, mi piacciono, mi sembra che sintetizzi molto, molto bene. Puoi sceglierne un quarto. Te ne do un altro quarto. Drone, intelligenza artificiale, turismo e big data. Te l'ho dato Era perché ti facile. mancava. Ok, chiedo a te, ci sei? Sì. Leopoldo. Gusto sicuramente, Gusto? salubrità, novità sicuramente, sperimentazione, perché c'è tanto da sperimentare ancora. Ok. Camilla? Non mi sa che non ci sono. Non ce li abbiamo più online? Ci siete? Ci siete, scusate, vi sentiamo malissimo. Ci sono ancora. Allora, vi sentiamo male. Camilla, prova a parlare. Non so se posso fare. Camilla, non ti sento. Prova tu, Silvia. Silvia, ti sento un po' meglio. Prova a darmi 3 hashtag che utilizzeresti per la tua attività. Accidenti, non si sente, non so se voi avete sentito, non riusciamo a sentire. Un messaggio Zoom. Non so se posso fare qualcosa qua, no? Penso di non dover toccare più niente perché qua faccio saltare tutto. Provate a mandare un messaggio su Zoom, magari riusciamo a leggerlo, non lo so. Provate. L'hanno già No? mandato? Riuniamo i 2? Gli faccio soltanto un'altra domanda prima perché non gli ho dato abbastanza spazio. Hai portato un'idea molto innovativa, secondo me, però se ti dovessi chiedere in una sfida con i tuoi competitor, cosa diresti ai clienti per dire scegliete me? Qual è il tuo punto di forza che ti distingue veramente tanto? Perché tutte le imprese ormai dicono big data, machine learning, insomma sembrano un po' delle mode del momento. Come fai a convincere tutti che la tua idea è diversa? Questo vale per tutti in relazione al vostro campo. Lui è legato con l'idea del drone. Come ti distingui? Sicuramente la presenza territoriale di 1500 piloti in tutta Italia è l'elemento distintivo, è il nostro braccio robotico che offre servizi con grande flessibilità su tutto il territorio nazionale. E l'intelligenza artificiale è lo strumento che potenzia la creatività umana, è quella cosa che ci permette di testare un prodotto, di testare uno stile di comunicazione, di testare una strategia di marketing e trovare quell'elemento differenziale che otterrà il risultato finale, otterrà quell'ottimizzazione, quella conversione finale che poi si traduce in prenotazioni turistiche. Mi convince, scelgo te.
Cosa ci caratterizza? Allora, sì. Prevalentemente sicuramente è il discorso geografico che non è replicabile, nel senso che la Sardegna ha le sue caratteristiche geografiche, climatiche, che ci permettono sicuramente di avere una materia prima unica data da sicuramente i fondali, l'acqua limpida, dalle correnti, dal continuo riciclo d'acqua che c'è nei nostri mari, dalla salinità particolare rispetto agli altri nostri competitor che magari prendono l'acqua dall'oceano e tante altre cose. Quindi per forza la nostra acqua ha la sua peculiarità, quindi acqua di Sardegna è quella, non può essere replicata. Non può essere limitata da nessuno, e questo mi sembra un grande punto di forza della tua startup. Non so, Camilla e Silvia, vediamo se riusciamo a sentirli un attimo. Provate a parlare, Camilla, Silvia, se ci siete. Mi sembra di no. Ah, eccoti. No, accidenti. Se non sentiamo la voce, ti vediamo, ma non sentiamo la voce. È distorta, mi dispiace tantissimo. Poi sto cercando di leggere il tuo labiale, ma è veramente difficile. Allora, penso che, vista la situazione, possiamo proseguire con le persone che sono qua, con la premiazione, che è l'elemento veramente innovativo di questo momento, di questo evento, perché si è deciso di premiare le start-up proprio per il valore che creano per il territorio e, come avete dimostrato, il grande valore che riuscite a creare anche proprio con specifico riferimento al turismo. Quindi io vorrei premiare Leopoldo Casti per Abba Blu SRL. Questo è l'attestato. E ora c'è una seconda premiazione. Grazie. Allora, consegniamo questo premio che è l'innovazione di call to action, ma in realtà si presta benissimo alla tua attività, quindi ti auguriamo di innovare ancora di più la tua idea. E questo è un pacchetto, non ha ancora dentro Francesca, è un pacchetto di lezioni del nostro comitato scientifico, e quindi complimenti, congratulazioni per la tua idea. Invitiamo quindi 4, non so se ci sono ancora, i 4, sì, penso che siano collegate. I 4 start-upper a mettersi in contatto con... Te lo passiamo? Non so se funziona. Invitiamo i 4 start-upper a mettersi in contatto con la nostra organizzazione per usufruire di questo premio. Grazie a Francesca per la coordinazione. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Siamo nella fase finale, io chiedo agli start-up di rimanere qua con noi, abbiamo giusto qualche minuto per la chiusura. È stata una giornata lunghissima, oggi siamo andati veramente lunghi, però l'abbiamo fatto col piacere di chi sa che questi temi sono importanti e che il tempo non basta mai per affrontarli compiutamente. Un grazie sentito a tutti, a iniziare dal nostro capitano Lucio Murru, Gianfranco, tutto il comitato scientifico, Joseph, Gianluigi, Maria Assunta. Un grazie speciale a Francesca che ci ha aiutato in questa fase finale, il clou della giornata, per presentare gli start-upper. Un invito per tutti. Abbiamo condiviso davvero opportunità, ma abbiamo condiviso anche strumenti. Io credo che l'unico modo per traguardare, per dare realmente una prospettiva al mercato, sia quella di prendere le idee, trasformarle in idee di business e poi dargli una prospettiva sul mercato. Noi ci abbiamo provato, l'abbiamo fatto con tutto l'impegno durante la giornata, ma continueremo a farlo. Ogni ente che è intervenuto, ogni azienda, ogni startup continuerà a seguire il nostro percorso. Questo premio oggi vuole anche dare la dimostrazione che crediamo tutti noi nella prospettiva e ci mettiamo a disposizione. Un grazie a tutti coloro che ci hanno seguito a distanza, che sono qua con noi. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che è l'ultimo per il 2022, parleremo di vendita, di sales strategy, lo faremo il 14 dicembre, ancora qua dall'aeroporto Olbia Costa Smeralda, per l'ultima puntata della Call to Action del 2022. Grazie ancora e buona serata. Grazie ancora.